Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento e ultimo appuntamento di Buongiorno 131, oggi giovedì 28 maggio, puntata 156, diamo anche il buongiorno a Francesco, ben trovato Fra. Buongiorno a tutti, sei triste? Sì, abbastanza. Sì, addirittura. Sì, assolutamente, mi dispiace. In privato mi hai detto altro, in realtà, non ne posso più, mi hanno rotto le scatole. Tutti i nostri commentatori, la gente che ci vuole, gli ospiti soprattutto. Cioè, tutti. È un po' fasullo, c'è un po' fasullo. State attenti a parlare con Luca Di Leonardo. È proprio un peso. Ovviamente è l'ennesima battuta di questa lunghissima stagione di scherno nei confronti di Luca Di Leonardo, che insomma è il nostro bersaglio preferito. Esatto. Infatti quando Pisacane a San Siro ha detto ho il bersaglio dietro, immediatamente ho pensato a te. Gli ho detto, anch'io. Se lo sapessi veramente chi è che ha il bersaglio dietro, caro Fabio, che salutiamo ovviamente. Esatto, salutiamolo tanto. Ecco Nico, buongiorno, grazie per aver dato a chi vive fuori dall'isola la possibilità di rimanere sempre aggiornato sulla stagione di tutto lo sport. Sono stati tanti e piacevolissimi caffè. Grazie Nico. Ecco Nicola Scano, ben trovato. Oggi si prevede puntatone. Sì, abbiamo chiuso col botto. Buongiorno Dani. Buongiorno Max. Secondo voi Velotti rimarrà? Oggi ne parleremo. Grazie Alessandra, ben trovato. Buongiorno Mister Maurice. Chi parla di chilo oggi diventerà impotente. Attenzione. Bella. Ci sta. Buongiorno Questa ragazzi. Chi viene di voi a Berlino? Vediamo, c'è work in progress, ecco, ritorna il famoso work in progress. Ci sta. Parola preferita da Luca Di Leonardo, si chiude in bellezza. Esatto, non la usavo da diversi mesi, Ci sarà la versione estiva. L'hai sostituita con ci sta e diventa pure, e in ultimo per completezza. Quindi. Esatto, stile 1 mattina estate, anche qui. Ci saranno delle novità assolutamente. Sì, è light perché la farà Luca da solo, che come vedete è magro e quindi non può permettere. Un saluto dalla Svizzera. Mo vediamo ragazzi, Buongiorno. Grande, grazie Faccio, grazie davvero. Grazie Faccio, grazie. Grazie della stagione giornalistica. Grazie. Che vi leggevo sporadicamente, ora quotidianamente grazie all'ingresso di Lucone. Io lo seguivo e stimavo sempre su YouTube. Grazie. Nota come grazie mille. Nota come ho usato il passato, lo stimavo. Hai ragione. E poi dopo hai ragione, in effetti. E poi in effetti un bluff, si è rivelato un bluff totale. Esatto. Grazie Faccio, Subacco, LDL 102.5 quest'anno. Questa è l'ultima puntata, ma non ve devo pulire il ritiro. Devo pulire come si chiama l'obiettivo della fotocamera. No, ci vede bene. Sì, no, ma c'è un puntino. Mi sposto, vabbè. Lasciamo fare così. Grande. Non credo mai di aver bevuto un caffè durante Buongiorno 131. Grandissimo. Buongiorno esatto. Pierpa, buongiorno Matte, un salutone gigante. Ciao Jeff, grazie per la compagnia e gli approfondimenti di questi mesi. Quando inizia il ritiro di 131? Quando inizia il ritiro di 131? Ci ritiriamo noi?
No, il ritiro di preparazione alla prossima stagione. Ma vediamo. Questo. Vediamo, Ciao Mario, vediamo. ben trovato. Veduti fretta. Con calma. Noi fretta non ne abbiamo. Grazie da mille. quel punto di vista. Allora, insomma, abbiamo qui chiedono novità stadio o funti documenti ancora. Buongiorno a tutti, guarda, novità a mercato. Stasera parlerà Giulini a Radiolina e credo che sarà un intervento, cioè spero ovviamente che sia un intervento che dia qualche direzione, input. ecco, qualche input, sì, cioè per capire un po' che direzione prenderà la prossima stagione. Mario, mi piace la tua ingenuità, mi piace la tua ingenuità, caro Mario. Noi invitiamo tutti, il problema è che bisogna capire chi viene e chi vuole venire, ecco. E chi può venire in qualche modo, quindi. Ecco, ne approfitto, ne approfitto. Stasera la live sarà alle 17, perché mi ero completamente dimenticato che mia figlia oggi esce alle 2:15. Quindi alle 17 facciamo la live, così poi alle 18:30, insomma, siamo tutti liberi. Interessantissimi, guarda, c'è proprio l'ospite preferito Boy, grande. Uno più dell'altro proprio, tutti interessati a Luca Di Leonardo, agli impegni di Luca Di Leonardo. No, vabbè. Era perché riesco ad anticiparla. Sì. Ci sta. Dopo 156 puntate posso dirlo, dai. Fai come vuoi, sei a casa tua, quindi insomma. La ringrazio. Va bene. Siamo in attesa del primo ospite. Esatto. A che ora gli hai detto? È 10:15. Quindi vediamo un attimino. Ci qualche minuto prima, dai. Adesso glielo chiedo anche, perché me l'ha chiesto prima e in effetti non gli ho risposto. Perché il miglior momento quando LDL ha fatto la metafora della cioccolata, si sono toccate vette elevate di ascolti. È certamente uno dei momenti più, se non il momento più alto, è uno dei 3 momenti più alti di questa trasmissione, sicuramente. Sì. Beh, però vi voglio ricordare anche una delle prime puntate, quando l'amico Alessandro Cadau della Nuorese, che ovviamente saluto, io gli feci la domanda su palestra e lui, che non aveva capito bene, mi disse sì, la palestra è utile per un calciatore. Anche quello, se ci pensate, non era tra l'altro si può rivedere su Instagram che c'è. Esatto. Per me ovviamente il momento più alto in assoluto è Diablo in bikini, questo post Cagliari Juventus. Credo che nettamente quello è proprio l'apice, top. C'era stata anche una frase, una dichiarazione di Ivan all'ingresso in un buongiorno. Fantastico. Sì. Ricordi? Sì. Eravamo, c'era anche Roby giorno. Sugli amici della Raimon Sassari, che sabato giocano, tra l'altro c'è l'assist perfetto per ricordare che giocano la finale, gara 2 della finale scudetto del campionato italiano di pallamano, in Serie A di pallamano, e quindi forza Raimond. Assolutamente. Avete visto le stamborate di Raja ieri 2 gol di punizione, tra l'altro. Sì, però di notte hanno perso 3-1 contro Club America. Tra l'altro una partita dominata dal Cagliari, cioè chi ha rivisto gli highlights un po' ha visto il portiere del messicano ha parlato forse 20 occasioni del Cagliari, che ha subito gol praticamente su tutte le vere occasioni invece create da Club America, che ha trovato il gol dell'1-1 con un tiro clamoroso. Se non l'avete visto, guardate, palo una cosa incredibile. Però certo, Raja, ragazzi, i piedi tanta roba, per questi tornei poi figuratevi, cioè in cui non c'è bisogno di correre più di tanto, o meglio, no, devi correre, però comunque giochi su pochi metri, quindi un giocatore veramente super.
Però insomma, direi anche che c'erano pochi dubbi, ragazzi. Beh, a questo livello sì. E l'hanno portato per quello, l'hanno chiamato per quello, perché serviva un giocatore con quelle caratteristiche. Al di là poi chiaramente anche del nome, no? Un po' per il torneo, quindi... Però soprattutto la motivazione era calcistica, operativa, in campo. Quindi... Diciamo che è è stato un determinante da torneo... subito. Sì, è un torneo particolare, continua a essere un torneo particolare perché poi si giocano tante partite tutte insieme. Infatti stasera c'era la terza alle 23 mi 5 pare. alle 23 23, italiane, sì, sì, sì. certo. Sì. Alle 23. 23, sì, alle 11 di stanotte. E quindi, insomma, vediamo un po'. L'obiettivo è ovviamente cercare di passare il turno. Sì, o quantomeno, secondo me il Fort Lauderdale sono a punteggio pieno, hanno vinto tutte e due le partite, hanno vinto 4-0 contro il Club America. E quindi l'importante è non arrivare ultimi, ecco, nel girone. L'importante è cercare di, se non arrivare secondi, primo è poi difficile. ci sono anche le migliori terze, giusto? Esatto. Qualche migliore terza viene ripescata. Esatto. E quindi vedremo. Sarà interessante comunque, sarà interessante. Vabbè, anche alle 23 anche un orario abbastanza accettabile. Stanotte era tardi, era tipo all'1:30, mi pare. 1:15. Io sono crollato molto prima. Sì, assolutamente. Sono crollato molto prima. Volevo anche guardarla, però poi alla fine diventava veramente impossibile per me e quindi ho detto vabbè, poi domani mi devo tenere, devo tenere in esercizio per oggi, quindi insomma. Bello questo. Prima di far entrare il prossimo ospite, cioè Corrado, sì? Grazie mille per la donazione. Cresciuti di anno in anno, orgoglioso di aver visto Francesco ai suoi esordi all'Hotel Sa Muvara con Maran. Bravi tutti. Grazie Corrado, grazie. Sono passati un po' di anni, qualche capello in meno, insomma, però siamo qua, e qualche chilo in più soprattutto. Ma facciamo entrare l'ospite, il primo ospite di oggi, ovvero Andrea Zaccagno, portiere della Torres, se non il migliore in assoluto della stagione della Torres. Andrea, fammelo dire, sicuramente nessuno ti può togliere il podio. Come stai? Grazie mille, buongiorno a tutti, tutto bene, grazie. Sono molto contento. Ti vedo rilassato. Adesso, no? Sì, diciamo che l'epilogo della stagione ha fatto sì che potessi essere abbastanza rilassato adesso, ma fino all'ultima partita è stata veramente dura, è stato un anno veramente pesante. E adesso lo ripercorriamo. Guarda, voglio partire proprio dall'ultima partita, ovvero la finale di ritorno dei play-out che avete vinto entrambe le partite, però in casa 2-1 davanti ai vostri tifosi. Io l'ho vista in TV, c'è un'immagine che mi resta proprio stampata nella mente, perché una delle prime persone, uno dei primi calciatori che è stato inquadrato dalle telecamere post triplice fischio sei tu. Tu che vai verso il centro del campo, insomma, per salutare tutti. Non mi ricordo se arriva Toreppino, arriva Pierpaolo Garapolo, qualcuno, esatto, dello staff della preparazione dei portieri, e la tua faccia è da dire mamma mia, cioè, finalmente finisce questa stagione, no? Cioè, perché siamo arrivati fino a questo punto, no? Avete colto benissimo le emozioni, perché soprattutto le ultime... Allora, c'è stato un'altalena di emozioni, che è partito tutto ovviamente dalla finale della partita con l'Arezzo, dove fino a praticamente, anzi appena finita la partita noi eravamo convinti di essere salvi, ovviamente visto il risultato, e siamo passati in veramente 30 secondi dalla gioia, all'euforia di essere salvi alla tristezza più totale, perché alla fine dei conti la Sammarinese ha vinto, e quindi ci siamo resi conto di essere nei play-out. E quelle 2 settimane, anzi 3, perché poi c'è stata anche la settimana di pausa prima delle 2 partite, ovviamente sentivamo la pressione, o comunque l'importanza delle 2 partite, perché per una società comunque come la Torres, e per il percorso che abbiamo avuto, soprattutto da quando sono arrivato io, in questi 2 anni, dove abbiamo alzato molto gli standard,
questo play out è stata comunque una cosa positiva, visto come è iniziata questa stagione, perché questa stagione è iniziata purtroppo in maniera molto negativa, e quindi quello che abbiamo fatto nel girone di ritorno ci ha portato sia a sperare innanzitutto in una salvezza diretta e poi comunque andarcela a giocare nei play-out. Però non nego che, insomma, era il mio primo play-out, quindi anch'io siamo sotto pressione e l'ho sentito particolarmente, ecco. Quindi quando poi è Tra l'altro, fischiata quando è fischiata la fine, ci siamo liberati. esatto, meno male, veramente il meno male, anche perché, insomma, chiaramente partita, anzi doppia partita che alla fine la Torres ha gestito, secondo me, in maniera molto matura. Avete fatto pesare la differenza di qualità tecnica, la differenza di esperienza, soprattutto anche in un campionato così difficile, e poi soprattutto aggiungo, avete confermato un po' quello stato di forma in crescendo, no? Dell'ultimo periodo, perché tolta la sconfitta di Arezzo, che comunque ci poteva anche stare, intendiamoci, perché comunque loro si stavano giocando il ritorno in Serie B dopo tanto tempo, lo stadio pieno, tutto già pronto per la festa. Avete anche fatto l'1-1, se fosse riusciti a fare il 2-1, secondo me sareste riusciti a mettere molto in difficoltà, perché comunque è vero che era una corazzata, una squadra forte, però come avete fatto l'1-1 io lì ho visto un po' di fantasmi che minimo aleggiavano, cioè se fate il 2-1 secondo me gli fate passare un brutto quarto d'ora. Però al netto di ciò, vero? Ecco, però al netto di ciò, ripeto, avete chiuso confermando anche con le 2 vittorie nel play-out contro il Bra questo momento di forma. Ecco, ti chiedo, quando è stato il momento in cui è cambiato, poi c'è stato il click mentale, secondo te? Perché tutti noi diciamo con l'arrivo di Mister Greco. Sì, okay. esatto. Sì, all'interno della stagione penso che il cambio dell'allenatore sia stato comunque fondamentale, perché quando è arrivato Greco ha portato comunque una ventata di positività, ha portato, diciamo che lui era comunque avvantaggiato, perché infatti questa è stata una scelta molto accurata anche dalla società, perché è arrivato un allenatore che già conosceva la squadra, o meno, la stragrande maggioranza dei giocatori, e quindi purtroppo nei primi, se non sbaglio, 4-5 mesi, quando poi è stato esonerato Pazienza, abbiamo racimolato 8 punti, veramente, veramente pochi, e anche il gioco non era dei migliori, parlare proprio sinceramente. Nel momento in cui è arrivato lui, è riuscito secondo me a trasmetterci quella fiducia che era venuta purtroppo a mancare con i risultati e con l'andamento della prima parte di stagione. E lui è molto bravo soprattutto nel farti sentire importante, nel farti sentire parte del progetto, nel riuscire a gestire bene anche la settimana e farti arrivare bene alla domenica. E al netto delle prime magari 2-3 partite, dove ovviamente c'è un po' di assestamento tra il cambio degli allenatori, credo che sia stata una seconda parte di stagione molto positiva, e ovviamente pesa il fatto che ci stavamo portando dietro comunque 8 punti, perché sai, giocare un campionato come abbiamo fatto negli anni precedenti, da secondi e da terzi, a livello mentale è comunque diverso rispetto a giocare, quindi a scendere in campo ogni domenica sapendo che ogni punto conta, perché quando lotti veramente per la salvezza, ogni punto, ogni partita è decisiva. E quindi io credo che lui sia stato molto bravo a gestirci, a cercare e a trasmettere anzi i propri valori, i propri principi in maniera anche veloce, perché poi quando subentri la stagione in corso devi anche trovare una quadra tra i tuoi principi e comunque quello che aveva già proposto l'allenatore, in modo tale da non stravolgere troppo, per non appesantire ancora di più la mente. Quindi io credo che diciamo, lo step mentale che abbiamo fatto è stato proprio nel suo arrivo, dove ci ha dato un po' più di tranquillità, un po' più di serenità e anche molta fiducia in noi stessi, e lo racconta anche l'esploit di molti giocatori che magari fino a quel momento avevano reso un po' meno, ecco. Assolutamente. Una delle tante cose che abbiamo sentito anche durante la stagione, soprattutto nel finale, peccato per qualche partita vinta, o meglio non vinta, ma pareggiata di troppo, perché sicuramente il playout si sarebbe potuto anche evitare così. Però io ribalto la prospettiva.
Cioè, nel senso, quante partite la Torres non ha perso grazie ad Andrea Zaccagno? Perché adesso, al di là di tutto, cioè, va detto che comunque quando una squadra lotta per salvarsi, per cercare di uscire poi da una situazione difficile, specie se non c'è abituata, perché la Torres, ricordiamolo sempre, per qualcuno che se lo fosse dimenticato, seconda e terza le 2 stagioni precedenti, nei momenti top, nei momenti anche più difficili, Greco poteva contare su una certezza, ed eri tu. Adesso, al di là del fatto che sei qua e quindi è facile dirlo, però se vai a recuperare tutto quello che abbiamo raccontato durante la stagione, è un fil rouge di tutto quello che è stato poi il campionato della Torres. Quanto ti senti responsabilizzato? Anche quando ti sei sentito magari più responsabilizzato rispetto agli ultimi 2 campionati, perché non che non fossi decisivo anche per le prime posizioni, certo. Però chiaramente quando ogni pallone scotta, poi è un problema, no? Sì, no, ha ragione. Diciamo che comunque quando una squadra, scusami, lotta per le prime posizioni, io credo che comunque il portiere generalmente sia un po' meno sollecitato, perché ovviamente sia una squadra in fiducia, un po' più coesa e tutto quanto, quindi si tende magari a concedere meno. Quest'anno, figlio anche dei risultati e comunque dell'andamento un po' negativa, credo che sia stato concesso leggermente di più, e quindi magari io fortunatamente sono riuscito anche a mettermi in risalto maggiormente, ecco. E io credo che comunque a livello di responsabilità sia sempre la stessa, nel senso, perché comunque sia gli altri anni che quest'anno ho sentito sempre fiducia sia da parte del mister che da parte della società, quindi quello mi spinge ogni domenica a cercare ovviamente di fare la miglior prestazione possibile, perché riconosco che il ruolo del portiere, soprattutto negli ultimi anni, è molto determinante, sia in positivo che in negativo, quindi bisogna che il portiere, soprattutto al giorno d'oggi, che è coinvolto in molte più azioni, perché ovviamente ora si cerca la fase di costruzione, si cerca di coprire molto di più lo spazio, perché magari la squadra tende a giocare più alta, tende a giocare più a uomo, quindi sono richieste molte più mansioni al portiere, oltre ovviamente alle parate, che poi è quello per cui ci alleniamo, infatti, e quindi io credo che sia anche, diciamo, una conseguenza di tutto ciò il fatto che il portiere venga responsabilizzato, e a me piace molto, perché piace essere parte integrante nella partita, mi aiuta a rimanere concentrato, mi aiuta a sentirmi in fiducia, e quindi sono molto contento comunque dell'apporto che ho dato quest'anno, e spero di riuscire a, insomma, negli anni prossimi, insomma, se dovessi rimanere tutto quanto, adesso si vedrà, di poter dare ancora di più, ecco. Luca, c'è una domanda per Andrea. Sì, per Andrea, la facciamo subito. Salutiamo anche il Sassarese Medio e ti chiede cosa manca alla Torres per fare quel salto di qualità, per provare di nuovo a lottare per quel sogno chiamato Serie B. Domanda facile. È una bella domanda, nel senso che non è facile rispondere, perché io ho girato molte piazze e vedo anche molte partite, insomma, conosco molte squadre, e non è detto che il semplice spendere di più porti a un risultato certo, quindi sento molte volte la Torres deve investire, deve spendere, deve comprare. Non è purtroppo la formula magica, dove io vedo anche Salerno, che purtroppo ieri è uscita, sono piazze dove spendono veramente tanto, e alla fine ti avvicini e non arrivi. Ovviamente una squadra, una società strutturata, dove si riesca ad avere ovviamente un centro di allenamento, comunque una squadra con un'ossatura importante, un'organizzazione importante, può facilitare le cose. Io dico, va anche un po' di fortuna. Ovviamente deve essere bravo il direttore nella scelta dei giocatori, diciamo che la Torres parte leggermente svantaggiata, perché comunque sembra un dettaglio da poco, ma il fatto di essere in un'isola alla lunga consuma molte energie tra spostamenti, quindi a livello di logistica all'interno di un campionato ti può, diciamo, consumare un po' di più. Quindi senza dubbio bisogna avere una rosa lunga, una rosa alla pari. E cosa può aiutare?
io dico anche che ci voglia tanta fortuna, perché comunque nel calcio quando si vince bisogna che si incrocino molte condizioni, quindi una rosa di qualità, un'organizzazione fatta bene, un briciolo di fortuna. Non è facile. Noi quello che possiamo promettere è che ovviamente ci proveremo sempre, perché un giocatore quando scende in campo prova sempre a vincere, ovviamente, quindi prova a vincere tutte le partite, prova a fare sempre del proprio meglio, e quindi il mio sogno ovviamente è quello di salire in B con la Torres, e quindi ci proveremo sempre, però non esiste purtroppo una regola per dire guarda, cambiamo questo e vinciamo, purtroppo, magari ci Beh, fosse. certo. Assolutamente. No, sul futuro, perché tu hai detto, vedremo chiaramente se resterò a Sassari. Penso che chiunque tra i tifosi della Torres sarebbe pronto a mettere anche un po' di, a fare la colletta, no? per trattenerti, quando ci fosse la necessità, ma non credo. Ma non credo. No, battute a parte, guardando anche al prossimo anno, eventualmente alla composizione anche del girone B, perché scendono, o meglio, tornano diverse retrocesse dalla Serie B, no? Cioè Pescara, C'è lo lo Spezia, c'è la Spezia, Reggiana. soprattutto la Reggiana, insomma, sono 3 piazze grosse, piazze Sì, ricche, perché comunque lo Spezia è una società ricca che, tu dicevi prima, non basta avere i soldi, bisogna anche saperli spendere, e lo Spezia credo che bravissimo. sia proprio, no? La dimostrazione è passata in una stagione dalla finale playoff per salire in Serie A, persa al picco contro la Cremonese, a retrocedere Sì. diretta, che anche questo poi non è una cosa da sottovalutare. Che stagione sarà la prossima? Perché anche con questo, no? Cioè con questo aspetto ulteriore si complica per chi è rimasto, no? Come la Torres, come tante altre società che hanno anche lecite ambizioni. Vedremo cosa farà l'Ascoli, per esempio. Credo che voi stiate Vero. tifando tutti Ascoli per salire in serie B per non averlo l'anno prossimo, no? Quindi cosa ti aspetti? No, hai ragione, hai detto benissimo. Ora bisognerà vedere un attimo la composizione dei gironi, ovviamente, perché poi adesso non credo che scendano tutte e 3 proprio nel nostro girone B, quindi bisognerebbe un attimo vedere come verranno composti i gironi, però credo che la maggioranza delle retrocesse poi, anche per una posizione geografica, finiranno nel nostro girone, quindi sarà un campionato veramente tosto, perché si aggiungono comunque le squadre che già sono nel nostro girone molto forte. Se poi l'Ascoli non dovesse salire, sarà un'altra corazzata da temere, però dico la verità, anche l'anno comunque del nostro secondo posto c'erano piazze importanti, perché ricordo c'era il Cesena che poi ha vinto, c'era il Perugia, la Carrarese che poi è salita, quindi l'anno scorso stesso c'era comunque l'Ascoli, anche se ha avuto un anno un po' più di difficoltà, quindi bisogna poi vedere sempre come approcciano queste squadre che retrocedono dalla Serie B al campionato, perché certo possono decidere di ripuntare subito, oppure molte volte, come poi è successo anche all'Ascoli l'anno scorso, possono avere un anno di transizione dove devono un attimo contenere i costi o comunque adattarsi alla categoria, e quindi certo che sulla carta sarà, penso, uno dei gironi più difficili, quindi io credo che la Torres sappia già e si stia preparando a dovere, perché so che già sono al lavoro, quindi io penso che per un giocatore ovviamente poi giocare in quegli stadi possa essere solo che stimolante, quindi io non vedo l'ora, però sarà un girone veramente tosto. Quello sì. E sarà bello raccontarlo sicuramente anche la prossima stagione. Andre, ti salutiamo così. Che estate sarà la tua? Ti rilassi oppure viaggi Sì, particolari? no, dai, diciamo È stata una che stagione usurante anche bravissimo. questa. direi A livello mentale è stata una stagione veramente pesante, quindi adesso sto veramente staccando la testa. Poi andrò 3-4 giorni a Londra per visitare un po', e farò un paio di giorni di qua, un paio di giorni di là, ma dico la verità, inizia un altro capitolo della mia vita, perché stiamo costruendo a casa mia a Padova con la mia fidanzata, quindi inizierà un altro stress in Ti maniera tocca fare diversa. il direttore dei lavori, dai, insomma, abbiamo capito. Bravissimo. Non ti rilassi mai, questo è il discorso, Bravissimo, dai. quindi dovrò stare lì, farò qualche weekend in giro, però principalmente le nostre attenzioni saranno focalizzate lì sulla casa per quest'anno. Ti tocca Sì. assolutamente.
Però Andrea, grazie. Grazie davvero di essere stato con noi, ti aspettiamo l'anno prossimo, mi raccomando, cioè, noi ci contiamo per rivederti ancora a Sassari, quindi un abbraccio e buona estate. Grazie, buona giornata. Ciao. Eccoci qua, ringraziamo ovviamente Andrea Zaccagni e la Torres anche per la disponibilità anche oggi. Sorpresa, perché non era previsto, ce l'avete chiesto in tanti e per l'ultima puntata di Buongiorno 131, ecco a voi Zizzolone! Ben trovato con la maglia col fiore, poco bello sei. E allora? Tutto come bene, stiamo? Stanco, però bene, dai. Un po' molto provato, bene, esatto. Allora Zizzo gli chiediamo ovviamente, visto che lui non c'era domenica nel post partita saluta Zietto, salutiamo Zietto, che non c'era nel post partita di Milan Cagliari, non c'era in questi giorni, quindi insomma non abbiamo avuto modo di sentire anche il tuo commento finale, il tuo bilancio, ecco, sulla stagione del Cagliari, quindi quale migliore occasione di chiedertelo stamattina? Intanto buongiorno a tutti. Niente, come una stagione secondo me positiva se si guarda nel complesso, con alti e bassi che sono stati abbastanza un classico delle annate del Cagliari recenti. Però se si guarda la tipologia di rosa costruita, il fatto che comunque l'allenatore Pisacane fosse alla sua prima esperienza, quello che si è costruito verso il futuro, tante altre cose, secondo me è stata una stagione estremamente positiva per quelle che erano le premesse. Poi va da sé che si debba puntare sempre al meglio, quindi essersi salvati a 2 giornate dalla fine, aver fatto un determinato tipo di percorso sempre comunque nella parte destra della classifica, nella parte più bassa della parte destra della classifica, seppur non nella zona rossa. Si può e si deve migliorare questo aspetto, però fatte tutte le premesse del caso, credo che non ci si possa lamentare nel complesso, e credo che la partita finale, quella col Milan, sia davvero un sinonimo di speranza per il futuro, perché io mi ricordo le ultime partite del Cagliari nelle ultime stagioni, con il Cagliari già salvo, anche contro squadre senza obiettivi, esattamente come era il Cagliari in quel momento. Mi ricordo un Cagliari Udinese, per esempio, in cui il Cagliari poteva ambire a scalare ulteriormente la classifica, invece perse in casa l'ultima giornata, non giocando praticamente, invece semplici, giusto? Sì, mi sembra di sì. Mi pare di sì. No, Semplici non si era salvata all'ultima e poi l'hanno alla penultima. Credo fosse Maran. Credo fosse Maran. Sì, anche Semplice ha perso l'ultima, forse era col Genoa allora che credo fosse il primo anno di Maran che il Cagliari perdette con l'Udinese all'ultima giornata. Ma non solo, ce ne sono tanti altri di esempi anche Cagliari Fiorentina, per dire, con Ranieri. Il Cagliari poi perde la possibilità di scalare ulteriormente la classifica, perché si fanno anche dei cambi un po' di saluto, però credo che questo sia un segnale importante della mentalità che è stata data alla squadra dall'allenatore, che ha fatto davvero bene nel complesso, con degli errori fisiologici che giustamente sono stati segnalati, ma che secondo me ha avuto anche un po' troppa critica da parte dell'ambiente in alcuni frangenti rispetto a quello che poi è stato visto e prodotto sul campo. Sì, per confermare era proprio quella che dicevo io, era Cagliari Genoa 0-1 con Semplici in panchina, mentre quella con l'Udinese, come dicevi, era quella di Maran. Quanto, secondo te, Zizzo, bisogna prendere seriamente, sul serio, la partita di Milano? Cioè, nel senso, in vista soprattutto della prossima stagione, non tanto di questa. Nel senso che comunque ora tanti dei protagonisti della partita di Milano, dei migliori protagonisti della partita di Milano, sono già al centro un po' delle voci di mercato, no? Uno su tutti Gaetano, che già in questi giorni si sta parlando di lui, o lo stesso Obert, Caprile, compagnia cantante. Cioè, quanto secondo te effettivamente poi quello che si è visto a Milano sarà replicabile anche negli uomini
a partire da metà agosto? Negli uomini è difficile saperlo e fare previsioni adesso. Io credo che l'idea di Massima sia, ma soprattutto debba essere quella di potersi privare fisiologicamente di una, massimo 2 pedine, ma poi per il resto mantenere l'ossatura che c'è stata in questa stagione, perché sennò il discorso di costruzione passo dopo passo perde un po' di senso. Che la stella polare debba essere quanto fatto da altre società, cioè crei plus valore in 5-6 giocatori, 1-2 li vendi per finanziare il successivo mercato, e quindi prendi magari 3 o 4, a quel punto il plus valore lo crei su altri invece che 6 su 8 e così via, vai avanti così. Dal punto di vista poi del gioco e della prestazione contro il Milan, secondo me si deve prendere come esempio di mentalità e anche di fare un passo ulteriore, perché io prendo come riferimento quello che ha fatto il Parma quest'anno. Il Parma quest'anno non ha giocato a pallone. Il Parma quest'anno ha fatto un campionato molto solido, puntando sulle proprie qualità che non erano estremamente positive dal punto di vista tecnico, e quindi cercando di prima non prenderle e poi provare a sfangarla, e l'ha sfangata diverse volte. Poi però quando si è liberato un po' di quel peso di raggiungere la salvezza, ha iniziato a costruire qualcosa sulle basi solide difensive che aveva messo in campo per tutto il resto della stagione. Il Cagliari secondo me ha fatto più o meno altrettanto, con meno pullman parcheggiato davanti alla porta rispetto al Parma, meno solidità difensiva, qualcosa in più dal punto di vista offensivo, e poi adesso quella di Milano deve essere un punto di partenza per costruire qualcosa che vada al di là del risultato, della salvezza, che è una cosa importante, però credo che il plus valore nei giocatori lo si crei giocando a calcio. Il Parma per esempio si è salvato, ma io stento a trovare un giocatore del Parma che sia stato valorizzato quest'anno rispetto alle idee iniziali. Lo stesso Pellegrino, che era un giocatore di cui si è parlato benissimo l'anno scorso, di cui si aspettava il salto di qualità, per via del gioco che il Parma ha espresso non è stato valorizzato. Oggi Pellegrino, se lo vai a comprare al Parma, costa esattamente quanto costava un anno fa. Nel Cagliari invece, grazie a determinate dinamiche, alcuni giocatori sono stati valorizzati perché si è provato anche a giocare. Gaetano è un giocatore completamente rinato rispetto a quello che era l'anno scorso dal punto di vista proprio della valorizzazione. E non solo Gaetano, pensiamo anche a Esposito, a quanto è stato pagato, Palestra, vabbè, non è del Cagliari, però è un altro giocatore di quel tipo. Quindi giocano a calcio, valorizzi la tua rosa, e questo deve essere l'obiettivo del Cagliari, non la semplice salvezza basata su non prenderle o sull'1-0 o sul portare a casa il risultato e basta. Quale sarà la sfida più importante per il Cagliari dell'anno prossimo? Guarda, secondo me tutto dipenderà da quello che accadrà nei prossimi giorni, di cui parlavamo io e te in privato assieme. Cosa accadrà al Cagliari? Perché questo è un tema che è rimasto un po' sotto traccia. Chi gestirà il Cagliari? A me hanno fatto pensare molto le dichiarazioni prima di Giulini e poi di Pisacane. Giulini ha di fatto confermato Pisacane per l'anno prossimo, c'è un contratto che è stato rinnovato automaticamente dopo la salvezza, ha detto che si continuerà con Pisacane. Pisacane poi ha detto devo parlare con la società, io voglio continuare, ma vorrei capire se è una opinione condivisa, e questo mi fa avere il dubbio che non ci sia una sola voce, quella di Giulini al momento, come riferimento possibile, e che quindi i dubbi di Pisacane siano solo sul fatto è davvero Giulini, è solo Giulini a decidere, e quindi quello che ha detto va bene e automaticamente se io voglio restare resto, oppure c'è qualcos'altro. E da qui passa la risposta alla tua domanda: chi sarà il Cagliari, cosa sarà, quali saranno le disponibilità finanziarie, quali saranno le idee. Già per me è una cosa particolare rispetto al recente passato di tanti club in Italia, che c'è stato un cambio per quanto parziale al momento di proprietà e non c'è stata una retrocessione conseguente, perché ultimamente tutte le squadre che hanno cambiato proprietà delle appartenenze della classifica lo stesso anno sono retrocesse, lasciando anche un po' pensare a una certa rivoluzione economica e tecnica che potesse partire più dal basso che dalla zona retrocessione della Serie A. Il famoso paracadute di qui sopra, una ristrutturazione dei monte ingaggio, eccetera, eccetera, eccetera. Questo a Cagliari non è avvenuto e secondo me tutto passerà da questo prossimo passo che dovrà fare la società, se si farà, come si farà e chi sarà ad avere più voce in capitolo dal punto di vista gestionale. E passa anche il futuro di Pisacane, che secondo me deve essere a Cagliari, il futuro di Angelozzi che dovrebbe essere a Cagliari, però bisogna usare il condizionale perché non si sa chi decide ancora. Esatto. Vai Luca, fagli l'ultima domanda.
No, gli chiedo semplicemente sull'attacco, Matte. È ovvio che il Cagliari da questo punto di vista ha sicuramente necessità di uno che la metta dentro, diciamolo chiaramente. Un Piccoli di 2 anni fa, l'anno scorso sono stati vari giocatori che hanno, chi si è infortunato, chi ha più o meno deluso, chi è andato magari anche oltre le aspettative della Passera Borrelli, però è ovvio che il Cagliari ha bisogno di una punta centrale. Secondo te Belotti può essere questo profilo e secondo te Belotti rimarrà a Cagliari oppure si andrà in un altro profilo magari più giovane, anche alla prima esperienza in Serie A, e vedere un po' la potenzialità? Allora, su Belotti secondo me cambia, torna al discorso di prima, chi decide? Se a decidere Giulini, secondo me Belotti rimane, perché Belotti è stato portato da Giulini e credo che Giulini e Belotti abbiano un rapporto che possa prevedere la conferma di Belotti. Che poi il Cagliari debba puntare su Belotti come attaccante principale del suo reparto offensivo, credo che sarebbe un errore molto grosso. Non per le qualità del giocatore prima dell'infortunio o le qualità umane, ma perché io il Belotti che ho visto dopo il rientro dell'infortunio, come corre, come si pone in campo dal punto di vista fisico, lo vedo un giocatore al momento che non mi dà affidabilità fisicamente, perché mi sembra che abbia un po' di paura, che è normale, ha avuto infortunio, non ha 20 anni, quindi non ne ha neanche 35, Belotti è un finto vecchio, perché teoricamente non è nella fase calante della sua carriera dal punto di vista anagrafico, però questo discorso fisico va tenuto in conto e non bisogna fare l'errore che si è fatto diverse stagioni con Pavoletti, che doveva essere il centravanti titolare o comunque la prima alternativa, e poi ti ritrovavi con un giocatore che c'era e non c'era, con tutto il bene che si può volere a Pavoletti. Belotti deve essere magari la chioccia di un attaccante. Io sentivo l'altro giorno, mi sono rivisto la diretta del post Milan, sentivo l'altro giorno Roberto parlare per esempio di Spendi, credo che un profilo di quel tipo da far emergere sia il profilo ideale. Il Cagliari non si può permettere di prendere un attaccante che ha già fatto 10, 12, 15 gol in Serie A, non lo può fare. Il Cagliari deve prendere un profilo, magari in prestito con diritto di riscatto, un giovane su cui investire e provare a fare una valorizzazione con un campionato che permetta un passaggio di questo tipo. Quindi deve arrivare un centravanti, secondo me, titolare, però non mi aspetto che sia un centravanti di nome o che abbia già un percorso ben definito all'interno della Serie. Non arriva Vlahovic, insomma, giusto per dare qualche per far capire, insomma, ai tifosi. Nonostante sia in scadenza di contratto. Vlahovic prende di ingaggio a quanto prende tutta la rosa del Cagliari, il Cagliari, ma forse anche con le giovanili, fino all'Under 17. Zizzo, ti salutiamo così. Che mercato ti aspetti? Che mercato sarà per il Cagliari? Mi aspetto un mercato più o meno come quello della passata stagione, prestiti con diritto di riscatto di giocatori che cercano rilancio, sperando che questo rilancio avvenga più di come è avvenuto per esempio con Floruscio. Giovani, la crescita magari di qualche giovane ulteriore che possa, quest'anno ha fatto un primo assaggio in Liteta, Mendy ha fatto un gran bel assaggio, 3P, tutti questi ragazzi qui, e poi la valorizzazione anche di chi arriva. Il Cagliari ha anche anticipato un po' il mercato estivo già a gennaio, perché al Barrassina e Ratering io non so che fine faranno d'estate, se resteranno a Cagliari, però idealmente sono stati presi a gennaio per farli crescere, ambientare e poi magari utilizzati nella prossima stagione come rincalzi nelle rotazioni e dargli maggiore spazio. C'è da capire poi cosa succederà per chi dovrà prendere il posto di Palestra, e su questo aggiungo il Cagliari nelle ultime giornate ha vinto contro Atalanta e contro Atalanta e Milan, e Palestra ha mandato ai titolari. Credo che un piccolo esercizio in vista del futuro sia già stato fatto, dimostrando che il Palestra è stato un giocatore fondamentale, importantissimo, però il mondo non finisce una volta che Palestra tornerà a Bergamo e poi dove andrà. Molto bene, voto finale e ti salutiamo. Voto finale alla stagione? Sì. Sì, io 6,5 tenente al 7 per quelle che erano le premesse, secondo me ci sta tutto. Molto bene. Zizzo, grazie ovviamente di questo regalo, il collegamento nell'ultima puntata. Ci sentiamo presto, ovviamente. Ciao. Un abbraccio. Ciao. Eccoci qua. Allora,
vedo che c'è già il Prode. Pronto? Fallo entrare. È già pronto da tempo. Eccolo qua. Ivan Paone. Buongiorno. Cosa c'è? Sono qui da ieri. Ti stai già lamentando? Ti stai già lamentando? Sei manco entrato, già ti stai lamentando. Giusto? Vuol dire che stai bene. Allora, vuol dire che è tutto a posto. Dai. Tutto sommato vuol dire che ci siamo. Dai. E si è collegato anche eccezionalmente dal suo portico di casa, causa vicino molesto, Giuseppe Boi. Buongiorno. Buongiorno. Potevo spoilerarla questa, sì, tanto perché cambia location. Quindi... Poveraccio, più che molesto, c'è un grosso problema, gli sono saltate le tubature, quindi poveraccio c'ha la mia vicinanza da questo punto di vista. Sono andato lì e ho detto, ma non puoi abbassare? Mi fa, guarda che c'è. Ho detto, mi sposto io. Facciamo perché io c'ho lo studio attaccato a casa sua, quindi dentro casa speriamo non ci sia perché cosa fa questo vicino? È un batterista? No, gli sono saltate le tubature in bagno. Problema non da poco, diciamo. Sono saltate le tubature in bagno più che un problema di udito e di naso, direi. Un po' di tutto. Secondo me è un problema tridimensionale, diciamo. Così impara ad andare in Toscana, ma che cazzo ci fai in Toscana? Va bene, direi che abbiamo iniziato col piglio giusto. Luca Di Leonardo, dai, forza, fai la prima domanda, dai. No, facci sognare. Allora, 10 minuti. Vado a prendere un caffè. Vai, aspetta, ti cronometro. Vai. No, molto facile. 10 secondi. Un commento a testa sulla stagione del Cagliari e il voto. Punto. Questa è la mia domanda. Semplicissima. Credibile, vai. Chi inizia? Devi dirlo, gli devi dare tu la parola, scusa. Hai ragione. Ivan, entra tu prima, diamo le basi. Hai ragione. Per dovere di ospitalità avrei lasciato la parola. No, allora prendo la parola. Com'era la domanda che mi sono già dimenticato? Era troppo breve. Stagione del Cagliari e votazione finale. Ok, bene. Perché Ivan è abituato a connettere sulle domande di Luca dopo i 45 secondi, cioè ascolta l'ultima. Mi concentro sulla domanda finale. Solo sul prima non... Ma mi ha colto di sorpresa. Esatto. Vai. Quando il Cagliari resta in Serie A, la stagione è sempre positiva, perché per le dimensioni della società, per la struttura economica del territorio in cui ci troviamo, che non è una cosa di poco conto, e per tutti i fattori storici che riguardano questa squadra, restare in Serie A è un grande successo. Quindi è stata una stagione positiva, condotta anzi sempre oltre la linea di galleggiamento. Il Cagliari non è mai stato in zona retrocessione, ha avuto 2 momenti di crisi, l'ultimo che ha fatto preoccupare molto i tifosi e il Pisacane, quando nelle 8 partite seguite alle 3 vittorie consecutive il Cagliari ha raccolto solo 2 pareggi, però è stato un momento di difficoltà, superato poi con ancora qualche difficoltà con la vittoria sulla Cremonese e poi con un buon crescendo di campionato culminato con la vittoria del Milan. Quindi è stata una bellissima stagione del Cagliari, voto 7,5. Bello. Dottor Boi. No, per me il voto invece è 6,5, che per me è anche un voto molto alto, dico la verità. Perché, non vuole che non sia stato mio professore. 6,5, ok. Allora 6,5, ognuno dice la sua. Concordo su tutto, concordo sul fatto che una volta che in una realtà come Cagliari si ottiene una salvezza e comunque con il 14° posto, che non è poco, che è il miglior risultato degli ultimi 3 anni, è una cosa importante, molto importante, ed è una cosa difficile da raggiungere. È stata infatti una stagione bella ma molto difficile, però nel corso della stagione abbiamo visto 2 Cagliari. Abbiamo visto un Cagliari dalla prima con la Fiorentina fino alla partita di Lecce, poi abbiamo visto un blackout da Lecce fino alla partita del Domus con la Roma, e ancora molto molto bene, è lì che il Cagliari si è salvato, fra la Roma e il Verona, e poi dal Verona fino
alla vittoria con la Cremonese il nulla assoluto. In questi due periodi neri il Cagliari ha fatto soltanto 6 punti, ha fatto peggio di Verona, ha fatto peggio di Pisa, è stata una delle peggiori squadre del campionato. Non possiamo non tenere conto di quel periodo. Non possiamo non tenere conto, perché quello su cui la società, l'allenatore, tutti quanti devono lavorare. Perché altrimenti il Cagliari avrebbe fatto una stagione paradossalmente da Champions League, perché ha fatto 37 punti in 20 partite e ne ha fatto 18 in 6 in 18. Quel passaggio a vuoto è quello che abbassa il voto, secondo me, lo porta a 6,5. Non ci può essere un 7 pieno, con tutte le scusanti, dagli infortuni, l'inesperienza dell'allenatore, anche se io non l'ho mai trattato da inesperto, io l'ho sempre trattato come se fosse un allenatore, perché se prendi quell'impegno, se hai il coraggio di farlo, devi prenderti onori e oneri. I tanti giovani rosa che comunque ci sono stati, è la nota positiva, la grande nota positiva del Cagliari anche a livello nazionale, il fatto di aver lanciato così tanti giovani, e poi le difficoltà del momento, cioè una cosa è se incontravi adesso non mi viene il nome, comunque a seconda del momento in cui tu incontri la squadra, affrontarla è molto più difficile rispetto al percorso. Tutto questo mi porta a dare un voto 6,5, soprattutto grazie a questi ultimi 5-6 giornate. L'avevo detto proprio qui e lo confermo, queste ultime giornate il Cagliari, facendo bene, può cambiare l'inizio della stagione attuale, che è appena finita, e l'inizio della stagione che verrà a partire da agosto. Faccio a voi la stessa domanda che ho fatto a Matteo Zizzolo, ovvero quanto la partita di Milano può incidere sul futuro, sia soprattutto a livello tecnico, diciamo così, no? Cioè quindi di proposta di gioco, perché chiaramente a Milano si è visto un Cagliari che poche volte abbiamo visto durante il resto della stagione, un Cagliari che ha preso l'occhio, ovviamente da Gaetano in giù, insomma tanti giocatori. Quanto, secondo voi, può incidere questo sul futuro? Ivan? Ma insomma, la partita di Milano non ha detto cose diverse, cose che non conoscessimo. Se però devo individuare un aspetto, ecco, ho negli occhi ancora l'occasione clamorosa capitata a Mendy. E lì si è dimostrato che questo giovanissimo centravanti, sicuramente di prospettiva, è ancora molto acerbo, perché si è trovato la palla del 3-1 solo davanti a Maignan e si è trovato di fronte il portiere della nazionale francese nella scala del calcio in uno degli stadi più importanti d'Italia, e là ha dimostrato tutta la sua inesperienza, sprecando un'occasione clamorosa. Questo cosa significa? Che Mendy sarà sicuramente uno dei prospetti che il Cagliari valorizzerà nella prossima stagione, però attenzione, ha necessità di avere al suo fianco un centravanti più di categoria, più di esperienza, che possa togliergli dalle spalle un po' di responsabilità. Giuseppe? Sì, la paura di San Siro di Mendy si è vista, cioè è stato frenato e ci sta tutto quanto, ma questo fa parte, ripeto, del percorso della squadra. Ecco, io quello che dico è che secondo me il giudizio, quella partita in sé per sé non lo cambia, lo cambiano proprio le ultime 5 partite, lo cambia l'Atalanta, lo cambia la partita col Torino, lo cambia in un certo senso anche la partita con l'Udinese, in cui si sono rivisti degli errori, ma si è visto quello che abbiamo iniziato a vedere l'anno scorso a luglio a Ponte di Legno, ossia un percorso che man mano stava mettendo i suoi mattoncini. Ecco, lì nelle ultime partite io ho visto di nuovo un Cagliari che riprendeva quel percorso, quel filo che in alcuni momenti della stagione si è perso, ed è quel filo che può portare il Cagliari non soltanto a essere più bello, perché obiettivamente a San Siro il Cagliari è stato più bello, ma a continuare a crescere ancora di più rispetto a quello che ha fatto quest'anno, perché che ci sia stata una crescita della squadra è innegabile, non possiamo negarlo. Che ci sia ancora tanto da fare è altrettanto vero, però quel percorso che abbiamo iniziato a vedere a Ponte di Legno si è visto nelle ultime partite.
E questo è un punto a favore di Pisacane, della società, di uno dei più grandi artefici, secondo me, di questa stagione, che è Guido Angelozzi, di un percorso che comunque è positivo. Tra alti e bassi, ma è positivo. Ecco, la sfida probabilmente l'anno prossimo sarà cercare di rendere tutto più costante, no? Cioè evitare questi picchi, no, Giuseppe? Assolutamente, deve essere questo, ma quella è una prova di maturità. L'anno prossimo, se rimane questo tecnico, e così è praticamente quasi certo, non so se Ivan c'ha notizie differenti, ma mi sembra che la conferma sia nei fatti già scritta. Se rimane questa impostazione di base, se rimangono tanti di questi ragazzi giovani e continuano a crescere, avere un rendimento medio più alto, un rendimento regolare, perché poi sul risultato io ci rimetterei la firma anche l'anno prossimo, continuo a dire quello che ha detto giustamente Ivan prima, la salvezza è la cosa sempre più importante alle latitudini di Cagliari. Detto questo, sì, è logico, serve un pochettino più di costanza. Poi secondo me questa squadra già quest'anno poteva fare molto di più, poteva andare di più, perché c'aveva in un campionato scarso, uso l'aggettivo che usa sempre Pim, in un campionato scarso come questo, il Cagliari poteva dare di più. E guarda, mancano 2 partite, mancano sempre Pisa e Lecce, mancano i 2 punti persi a Verona con delle scelte tattiche spaventose, così come a Cremona, cioè sarebbe tutt'altro campionato. Però accontentiamoci, perché quei passaggi a vuoto, escluso Pisa, che non si perdona, Pisa no, quello... assolutamente no. Non si perdona, ma quella anche non scende personale, mi hanno fatto male a me personalmente, cioè, quella non scende no, non scende, al di là di tutto, nonostante la Fiorentina della cena, Giuseppe, nonostante la Fiorentina ha mangiato a cena, che un minimo, no, ha lenito le nostre abbiamo dovuto fastidio, però resta lo stesso, purtroppo resta lo stesso. No, invece vi voglio chiedere, non ve l'ha tolto, no? No, quello bisogna in qualche modo trovare sempre il positivo in ogni partita, in ogni trasferta, soprattutto, caro Ivan. No, lanciando palla lunga, poi entreremo anche a parlare chiaramente della società, di quelli che sono gli sviluppi ultimi, di cosa bisogna aspettarsi, però restiamo ancora un altro po' sul campo, no? E chiaramente ancora presto per capire sul mercato, perché appunto finché non arriva il timbro sulla conferma di Angelozzi e Pisacane sarebbe ancora molto molto prematuro parlare di nuovi arrivati, di cessioni e tutto. Però secondo te, Ivan, che tipo di strategia dovrà cercare di portare avanti il Cagliari? Nel senso, ipotizziamo, così come al momento tutto sembra, si va avanti con Angelozzi Pisacane, si va avanti con un processo di crescita graduale della società, anche attraverso la valorizzazione della rosa. Quanti giocatori cederesti tu dei big, oppure non cederesti nessuno? Mina resta? Cioè, cerchiamo un po' di capire come ti muoveresti tu se avessi la possibilità di decidere. Allora, guarda, in via preliminare il timbro su Angelozzi e Pisacane è stato già messo, semplicemente non si sono seduti intorno a un tavolo perché Angelozzi sta facendo qualche giorno di vacanza in Sicilia, a Catania, la sua città, il presidente aveva impegni di lavoro a Milano e invece si vedranno la prossima stagione, perché non ho alcun dubbio che Pisacane sarà l'allenatore del Cagliari, Angelozzi, che pure ha ricevuto qualche offerta, resterà il direttore sportivo del Cagliari. Poi naturalmente non lo sanno loro, figurati se lo so io, che fai? Però, allora, infatti ho detto, proviamo a ragionare noi, cioè, sì, infatti, se ci riusciamo, vediamo un po'. Allora, il concetto fondamentale, secondo me, è questo: il Cagliari perde Palestra, giocatore sul quale ha appoggiato la gran parte della struttura di gioco della squadra Pisacane. Quando Pisacane all'inizio della stagione ha cercato la quadra di questa squadra, perché ha impiegato molto a trovare poi l'assetto giusto, ricorderete
Foloruscio seconda punta, poi Mezzala e poi Prati il regista, poi la cessione di Prati e la trasformazione di Gaetani. No, Pisacane, dobbiamo tenere conto anche questo, ha avuto bisogno di tempo, un po' per inesperienza, un po' perché i giocatori hanno dato risposte contraddittorie a trovare l'assetto giusto. E a un certo punto ha capito che il modo per arrivare alla salvezza era quello di schierare una squadra col blocco piuttosto basso, sfruttando la grandissima capacità del Cagliari di ripartire in contropiede, ma con un contropiede manovrato, cioè non affidato a un solo giocatore, a uno o due giocatori, ma a più giocatori che avevano questa capacità poi di riversarsi in attacco dopo aver protetto bene la difesa. E Palestra è stato fondamentale, avendo quella gamba che ha, naturalmente dava questi strappi che consentiva poi alla squadra di essere pericolosissimo in contropiede. Perduto Palestra, Pisacane adesso deve varare un progetto tecnico diverso, un progetto tecnico-tattico diverso. Ecco, sin quando noi non conosciamo questo progetto tecnico-tattico è difficile dare risposta. Saltato. Si è frizzato? Si è frizzato, sì. Hanno chiamato sicuramente. Sì. Vediamo. Sicuro. Sì, è proprio bloccato. Vabbè. Lo rimettiamo fuori. Giuse, a te. Sì, no. Allora, il discorso del progetto tecnico è verissimo, cioè noi non possiamo fare, è un po' anche uno dei punti deboli nella comunicazione di quest'anno del Cagliari. Qual è il progetto tecnico che voleva portare avanti Pisacane? Sappiamo benissimo il progetto di crescita dei giovani, sappiamo benissimo il fatto della valorizzazione, sappiamo benissimo tutto quanto, ma come vuole giocare il Cagliari? Questo non lo sapevamo, lo potevamo intuire in fase di ritiro. Però non lo sappiamo, cioè, a me piacerebbe sapere l'anno prossimo se lui vuole giocare con la difesa 5, con la difesa 4, se punta sul blocco basso, se punta sulle ripartenze oppure se punta sul calcio manovrato, e in base a queste cose poi valutare l'eventuale calciomercato che sta per venire. Perché questo? Perché io ho avuto l'impressione che il Cagliari in fase di costruzione della rosa abbia cercato di fare di aprirsi, di tenersi aperte tante strade, cioè per come è arrivato, poi è stato bravissimo Pisacane a spostarlo più avanti e farlo giocare da ala, qual è secondo me Palestra, però era un'aggiunta, era un in più, sembrava quasi una soluzione in più che poi diventa la soluzione principale perché il Palestra è Palestra. Però ecco, qual è l'idea tattica, qual è il progetto tecnico che vuole portare avanti a Cagliari, oltre alla valorizzazione dei giovani, oltre alla valorizzazione della primavera? Questo secondo me è un punto che deve mettere, però purtroppo sappiamo bene che per mettere questo punto, la prima cosa è capire chi comanda in società, chi sarà il direttore sportivo, che ripeto, secondo me in questo momento nel calcio italiano è più importante dell'allenatore. L'ho fatta qui l'esempio della Fiorentina. Vanoli secondo me ha fatto una grande stagione, ma il Vanoli che abbiamo visto contro il Cagliari, io e Luca, era allo sbando. Poi arriva Paratici, risistema tutto l'ambiente, si prende tutti i poteri e la Fiorentina diventa un'altra squadra e inizia a crescere, a girare quasi da Champions League a livello di risultati. Quello è il ruolo fondamentale, poi tutto il resto va ad eseguire. Quindi vorrei un progetto tecnico, ma vorrei che questo progetto tecnico sia accompagnato da un progetto societario, ecco. Non so se Ivan, ti avevamo perso. Esatto, Ivan. Fino al progetto tecnico, ho ripreso da lì. Esatto, fondamentalmente era quello, sì. Ma vabbè, condivido quello che ha detto Giuseppe, ripeto, ma il discorso di Palestra l'avete sentito, cioè il Cagliari perde Palestra, che a un certo momento diventa decisivo. Quindi, ecco, adesso qual è il nuovo progetto tecnico? Difesa 4, come diceva Giuseppe, eccetera, eccetera. In questo nuovo progetto tecnico, Felici c'entra qualcosa, Foloruscio c'entra qualcosa, i centravanti sono sufficienti, Borrelli, Mendy, forse 3P, qual è l'alternativa a Esposito come seconda punta, trequartista alle spalle di un centravanti? Ecco, è difficile per noi dare risposte in questo senso. Poi, se fossi io l'allenatore, io giocherei un 4-3-1-2.
che meglio, no. Classico. Sei vintage, Ivan. Ti ricorda il bel periodo. No, altrimenti un 4-3-3, però è un sistema di gioco molto complicato, perché i due esterni devono essere molto bravi a riempire l'area e allo stesso tempo a dare una mano in fase difensiva, e devono avere anche capacità di saltare l'uomo, certamente, che è complicato. Io credo che Pisacane andrà avanti con una sorta di 4-4-2 come quello che più o meno abbiamo visto in questa fase finale del campionato, con l'esterno di destra, non più Palestra, un altro che in fase non possesso contribuiva a formare una linea 5, perché questo faceva il Cagliari in buona sostanza. Però trovare un sostituto di Palestra, insomma, non sarà facile. Non so se Ratering sia in grado di farlo, questo non ho mai visto, non ho proprio idea, insomma. Sì, magari poi la linea 5 la puoi raggiungere anche in un'altra maniera, come il classico Ancelotti, arretrando uno dei centrocampisti a fare la difesa 5, anziché fare questa rotazione per cui il centrale di sinistra diventa braccetto di sinistra, il centrale, che a volte ha creato anche e soprattutto, che è una cosa che si utilizza molto al Cagliari, non so perché, è un'idea di Davide Nicola, che Davide Nicola porta avanti nel tempo, la vedevamo anche l'anno scorso, ma che nelle altre piazze si vede decisamente molto meno dal punto di vista tattico. Però ripeto, il punto è un altro, il punto è che finché non sappiamo chi è il direttore sportivo, qual è il budget, quali sono non lo sappiamo mai il budget, però possiamo intuirlo, quali sono le linee generali della società, è difficile fare voli pindarici, perché se fosse per me, cioè di voli pindarici ne riesco a fare tantissimi, sul 4-3-1-2 di cui ha dato il là Ivan posso scriverci quanto voglio. Però per esempio il budget ti dice anche un'altra cosa, ti dice facciamo un esempio sulla destra, Zappa e Ze Pedro, sì. Li tengo tutti e due se c'è un determinato budget, perché mi servono, perché ho bisogno dell'alternanza. A sinistra Obert, che secondo me è quello che parte, posso tenere Idrissi come variante tattica, però mi serve un altro terzino basso che sia più difensore come Obert. Ecco, nella costruzione della squadra, finché non si chiarisce la questione societaria, secondo me diventa difficile, ma diventa difficile anche per noi, per il nostro calcio, per ragionare sul calciomercato, perché prima usciva un nome, vedevamo che tipo di giocatore era e dicevi non ha senso, bugia, è una balla. Invece adesso devi fare voce messa in giro dalla gente per fare Murigo, devi fare una temporata che prima non sprecheresti perché dici. Quindi speriamo che si risolva la questione. Secondo me questa settimana, la prossima settimana è chiave quella, ecco. Ricordo che aspettate, no, giusto perché è arrivata la notizia che il Cagliari farà l'amichevole con Sampdoria e Modena durante il ritiro di Temu. Siccome è uscita adesso, ci riguarda anche perché appunto noi saremo in ritiro. Giuseppe, immagino che ci sarai anche tu, non so se per la prima o per la seconda, quindi insomma è una notizia che chiaramente interessa i tifosi. La Samp confermata giovedì 23 luglio, quindi il secondo giorno di ritiro in Val Camonica alle ore 17, sempre alle 17, ma martedì 28 luglio arriva il Modena, e anche lì vedremo. Sarebbe curioso se nel Modena ci fosse Davide Nicola, perché è una delle voci per l'allenatore dei Canarini al posto dell'esonerato Sottil, quindi sarebbe molto curioso rivedere Davide Nicola da avversario in amichevole a Ponte di Legno. Questo giusto per chiudere un po' il discorso della cronaca. Giuseppe ha fatto una domanda a Ivan e quindi riproponigliela. Che si sa di questi americani? Perché io raccolgo tante voci, ma di certezze non ce ne sono. Non mi meraviglia che non ci siano certezze, perché se siamo veramente in fase di closing, ricordo quello che successe quando si passò dalla gestione Cellina alla gestione Giulini, che Cellino il 29 maggio si fa fotografare con Silvestrone, ho venduta di americani, e poi l'11 giugno tutto apparecchiato con già allenatore e direttore sportivo arriva Giulini. No, vabbè, ma quella era una sceneggiata di Cellino. La cellinata, Ivan, la cosiddetta cellinata. Cioè, ma
Il colpo di teatro. Ma voi pensate davvero che Cielino abbia trattato con Silvestrone? Ma assolutamente no, io lo conoscevo quello che è successo quando Silvestrone arriva a Miami, poi Cielino me l'ha raccontato, dice: ma secondo te io posso cedere il Cagliari è uno che viene con la camicia fuori dai pantaloni pure macchiata di sugo? Non un ottimo inizio, Cielino si è divertito in maniera incredibile. In realtà ha sempre trattato con Giulini, perché tutto possiamo dire a Cielino, ma non che non conosca le persone, insomma. Quindi allora la domanda, allora mi sono perso un po'. Gli americani. Gli americani, io so tutto, ma non ve lo dirò. È giusto, è giusto. Fatemelo prima scrivere, però si può dire serenamente, guardate, i passi dei mutamenti societari sono nero su bianco sui patti sociali che hanno stipulato le due parti, che hanno prospettato due situazioni: via libera per lo stadio, mancato via libera per lo stadio. Va bene? Quindi esistono al momento due statuti, va bene? Con i due scenari. Siccome la fase dello stadio è ancora in itinere, noi l'incertezza deriva solo da questo. Nel momento in cui si conclude l'iter dello stadio, si va verso una direzione che è già stata tracciata. Tutto qua. C'è molto più chiarezza di quello che noi pensiamo. Sì, no, ma su questo sono d'accordo, ma il punto che mi chiedo è questo. In teoria dovrebbe essere conclusa questa fase entro il 1 maggio. Mi sembra che si stia andando verso una posticipazione, oppure entriamo direttamente con lo scenario, come giustamente detto tu, che porta gli americani in una quota fra il 51 e il 55% già dal 31 maggio. Secondo te? No. L'incognita è il progetto stadio. Sì. Questo non ci sarà per il 31 maggio, lo sappiamo bene, perché è tutto bloccato a Roma al Ministero, da quello che ho capito. No. Il Ministero dell'Economia. No, non è neanche. Ma perché c'è? Fatemi la domanda di riserva. Non vuole dire. È un momento di passaggio, lo stadio deve avere ancora alcuni passaggi che si verificheranno. Io penso che la pratica vada in porto. I tempi magari si stanno un po' allungando. Ma sai, quando c'è di mezzo la burocrazia, ragazzi, c'è poco da fare. Sì, poi ricordiamo che il discorso del 31 maggio come termine per il famoso TER closing non è obbligatorio, cioè nel senso è un termine che è stato chiaramente fissato per poter esercitare poi quella clausola, ma la clausola si può esercitare anche dopo, come diceva prima anche Giuseppe, cioè fondamentalmente il problema è lo stadio. Se non si sblocca quello, sappiamo bene, ma lo ha detto chiunque, non è che ce lo stiamo inventando noi adesso, stiamo scoprendo l'acqua calda, cioè l'ho detto che Giulini più volte, gli americani vengono per lo stadio, non per le nostre belle facce, ecco, questo credo che sia non sono neanche belle, tra l'altro. Esatto, tra l'altro. Quindi detto che siamo ancora in tempo, cioè nel cronoprogramma teoricamente siamo ancora in tempo. Francesco, il motore dell'operazione americani è lo stadio. Questo è talmente evidente, lo hanno detto sia i nuovi soci americani che Giulini. È lo stadio che mette in moto questo meccanismo dell'ingresso di capitale fresco. Se quando non si chiarisce la questione stadio, le cose si rallentano un po'. Però attenzione, si rallenta la modifica della struttura societaria, però l'operatività del progetto sportivo non si ferma, perché anche quando gli americani diventeranno soci di maggioranza,
Giulini resterà presidente del Cagliari almeno per un'altra stagione con un ruolo operativo, quindi sarà lui naturalmente in accordo con Maurizio Fiori, con i soci indiani eccetera, a tenere in pugno le redini della società, a gestire campagne acquisti e cessioni, naturalmente in collegamento, in collaborazione col direttore sportivo e con l'allenatore. Quindi dal punto di vista operativo, dal punto di vista sportivo non cambia niente. Che è un po' quello che è successo a Bergamo con i Percassi e gli americani. È la stessa cosa, è chiaro che gli americani si trovano proiettati nel calcio italiano, già si trova perché, parliamoci chiaro, Maurizio Fiori è di origine sarda, evidente, però la mentalità, il modo di comportarsi, l'abitudine di comportarsi è americano, c'è poco da fare, non ha dimestichezza col modo degli affari italiano, tantomeno col mondo burocratico, la burocrazia italiana, e meno che mai col calcio e con lo sport italiano, che con lo sport professionistico americano non c'entra niente. Sono cose proprio, cioè, l'impatto dei tifosi negli sport professionisti americani è infinitesimale rispetto a quello italiano. Le società si vendono e si comprano come se fossero pesche al mercato, c'è poca differenza. In Italia c'è questa passione che è molto più bello, parliamoci francamente, c'è questa passione, questa visceralità, ci sono le curve che in America non esistono, no. In America non esistono, e quindi gli americani si affidano a chi almeno conosce, sa come ci si deve muovere, vogliono impratichirsi prima di prendere completamente in mano le redini della situazione. Sì, poi sarà un passaggio per i tifosi che già sta avvenendo in altre piazze, anche a Bergamo sta avvenendo, vedo questo messaggio, Giulini però non è per Cassi. Ecco, il Cagliari passa da una dimensione patronale in cui tu dai tutte colpe, meriti, onori al presidente della società che è anche il patron, a una dimensione completamente diversa di gestione. Cioè, quando si dice ma chi sono questi americani? Quello è una accomandita semplice in cui entrano ed escono delle persone, noi non sapremo mai probabilmente, come succede per esempio nel calcio inglese quando ci sono questo tipo di realtà, chi siano veramente i soci. Avremo un rappresentante, uno in consiglio di amministrazione, magari anche 3, che saranno i capofila, anche i frontman, magari non sono quelli che mettono più soldi degli altri, però è una dimensione completamente diversa rispetto a quella che abbiamo sempre vissuto, e si ragiona sui budget. Ossia, a inizio stagione io stabilisco che ho un monte ingaggi di 50, che ho 20 per fare questo e con 20 per fare calciomercato e 30 per tutto il resto. Si ragiona su queste cose. Cosa hanno fatto gli americani a Bergamo, ma anche quello che fa Saputo a Bologna? Gli americani a Bergamo, degli sponsor, dei partner, portano soldi, non fanno investimenti. E il signor Percassi non lavora in un'altra maniera, non è che perché è più forte economicamente il Giulini, l'Atalanta fa meglio. I Percassi semplicemente, così come gli americani, mettono la firma per garantire gli impegni che prende il club. Che è quello che fa De Laurentiis, signori. De Laurentiis non fa altro che vendere i migliori calciatori e vincere gli scudetti. E quando acquista, come l'anno scorso, garantisce con il suo patrimonio quelli che sono gli impegni che prende la società, ma si lavora sul budget della società. Quello che devono fare gli americani e che deve fare il calcio italiano, non soltanto il Cagliari ma tutti quanti, è uscire dalla dimensione patronale che non funziona più e arrivare a una dimensione industriale. Quanto questo poi sia compatibile con una piazza, come ha detto giustamente Ivan, focosa, passionale, e abituata all'idea del Berlusconi che ti arriva e ti sborsa, non abituata, cioè che il sogno è quello del Berlusconi che arriva e ti sborsa e ti compra Gullit e Van Basten. Ecco, questa dimensione non esiste più nel calcio, ma non esiste neanche a Como.
A Como si è tanto detto hanno speso 150 milioni di euro. È vero, hanno speso 150 milioni di euro, ma c'è un progetto, perché così come compravano 150 milioni di giocatori, hanno comprato una serie di ville nel lago di Como per fare quell'ospitalità, quell'alta ospitalità da cui loro puntano per avere il ritorno economico. Cioè, è un progetto diverso, purtroppo. Anche a me piacerebbe, ripeto, lo sceicco che arriva e che compra, che mi porta domani Mbappé. E chi gli dici no? Però quella non è una dimensione. E attenzione, gli stessi sceicchi sono quelli che stanno rallentando. Il regolamento UEFA, chi è il vicepresidente dell'UEFA a fianco a Ceferin? È o non è il presidente del Paris Saint-Germain che ha inquinato il mercato europeo, soprattutto degli ingaggi? Ecco, quel presidente, non mi ricordo il nome adesso, scusate, c'ho un voto di memoria. Figurati se ce lo ricordiamo noi. È lo stesso presidente che ha inquinato tutti gli ingaggi Al-Khelaifi. È quello che poi ha spinto sul vai con Google, Francesco. Ha spinto. Sono semplicemente più veloce di voi. Ha spinto perché l'UEFA approvasse l'attuale regolamento sui bilanci, che stabilisce che per poter avere l'agenzia UEFA tu devi avere il 70% dei calciatori, ingaggi e società deve avere il 70% del fatturato, non di quello che eventualmente può mettere lui, che infatti non finirebbe in conto economico. Adesso faccio una lezione di bilancio, che non finirebbe in conto economico, che è quello che a noi piace tanto. Sono entrati tot, sono usciti tot, la differenza fa il bilancio. No, entra nell'altra parte del bilancio, che è lo stato patrimoniale, che però non c'entra niente. Comunque sono tecnicismi questi, però per dire che sta cambiando, perché siamo di fronte a un'industria, c'è chi fattura 1 miliardo nel calcio. Non ci può essere più uno che ogni anno tira fuori 2 miliardi per fare la società. È cambiato il mondo da questo punto di vista. Chiedo scusa per il pippone. No, assolutamente. No, siete qui per quello. Siete qui per quello. Luca, dai, facci sognare. Io ritorno un po' sulla squadra, perché la base. Esatto, io vado sulla squadra, carta canta, nel senso che la gira Ivan, capito l'attacco. Perché comunque una delle problematiche del Cagliari di questa stagione sono stati i gol, c'è poco da dire, al di là di chi è entrato in campo. È sicuramente mancato un giocatore come alla Piccoli, cioè un giocatore che arrivasse alla doppia cifra, per quanto in Serie A comunque si sia segnato poco. Che cosa ti aspetti il prossimo anno, al di là di chi decide, di budget? Cioè serve comunque un centravanti di riferimento in questo Cagliari. Alla Piccoli quanti gol ha fatto quest'anno? 4. 8. No, 4. Piccoli 4 quest'anno. 8 Ken. Ah sì, scusa. 4, meno di Borrelli. Sì, uno in meno di Borrelli. Esatto. Quindi vedi come è strano il calcio. Comunque la risposta è sì, lo dicevo prima. Puntare così su un Mendy Borrelli in partenza un pochino rischiosello, perché Mendy è molto giovane, Borrelli ha fatto un solo campionato di Serie A, sì. No? Che è questo, e non è neanche giovanissimo, non è un ventenne. Quindi io vedrei un centravanti un pochino più di esperienza. La domanda è: Belotti può esserlo? Era un tentativo fatto l'anno scorso, il tentativo è andato male per l'infortunio grave che ha subito il Gallo, e qua la decisione la deve prendere la società, e io non so che intenzioni abbia su questo, se confermare Belotti o andare alla ricerca di un altro profilo, uno che si carichi il ruolo sulle spalle con Mendy e Borrelli di supporto, che poi possono anche avere sempre più spazio. Allora, il Cagliari non è una società che può permettersi di prendere, che ti posso dire, Vlahovic, che è titolare inamovibile, no? Ci possono essere 2 o 3 centravanti che ruotano e che in qualche maniera diano garanzie, diano un contributo in numero di gol sufficiente. Quindi la scelta è fra Belotti e un altro centravanti, che non so chi possa essere, detto sinceramente, però in questo momento. Poi lo scopriremo, spero, col passare dei giorni. Giuseppe, la tua idea?
La mia idea è identica a quella di Ivan. Serve un uomo d'esperienza, potrebbe essere Belotti, non so se sarà lui, non so se è anche lui quello giusto, perché comunque l'infortunio che ha avuto è pesante, anche se da quello che vedo è molto ben inserito nel gruppo, può avere anche un ruolo di leadership eventualmente, quindi questo lo aiuta tantissimo. Io concentrerei, secondo me l'urgenza in questo momento però non è l'attacco, in questo momento l'urgenza è la difesa, perché abbiamo Mina e Rodriguez e poi dietro c'è niente, e anche quello, gli interventi che fai in difesa li dovrai fare in funzione di quel calcio, del tipo di calcio che vuoi fare, ma lì almeno 2 interventi servono e sono più urgenti secondo me dell'attacco che secondo me, come fu l'anno scorso, come è quasi sempre nel calciomercato, a meno che non c'hai tanti milioni per andare a spenderti subito la prima scelta, e il Cagliari non ce li ha, americani o non americani, e non c'è neanche la PIL per andarsi a prendere la prima scelta, perché non dimentichiamoci mai che poi sono anche i giocatori che scelgono le società, non è semplicemente le società che vanno a scegliere. Ricordo sempre quello che è successo qui a Pisa. Il Pisa ha offerto a Simeone l'anno scorso più di quello che ha offerto il Torino. Il Simeone è andato a Torino e non è venuto a Pisa, quindi ci sono tante valutazioni da fare. Detto questo, ripeto, è la difesa in questo momento che almeno dal mio punto di vista preoccupa a livello numerico, preoccupa perché secondo me Mina Rodriguez può essere la coppia titolare, però bisogna avere un altro d'esperienza per eventualmente sostituire Rodriguez, giocando a 4, ecco, quindi con 2 centrali, per sostituire Rodriguez nei passaggi a vuoto che può avere un ragazzo che comunque è in fase di crescita, e bisogna iniziare a ragionare sulla sostituzione di Mina, quindi portare un Rodriguez di piede destro che man mano cresca e possa pensare, non quest'anno ma nel prossimo, di potersi giocare la maglia con Mina, la maglia di Mina. Io sono d'accordo perché tra l'altro Dossena ha scadenza di contratto, giusto? È prestito secco. È in prestito. Non so quale sia, ma devo portare i miei cani, No, è la mia bambina. È la mia bambina. Chiedo scusa. Sì, la mia cagnolina. Cagnolina. Scusa, mi sono spaventato. Dunque, cosa stavo dicendo? Dossena. Io non so anche in questo caso quali siano le intenzioni della società, se confermarlo o meno, però in ogni caso sì, manca ancora un giocatore, certo. Poi Dossena è di piede destro. Devo dire che più che sostituire, allora, si può fare, l'ipotesi può essere Mina, Dossena, Rodriguez e X, perché è Rodriguez che a questo punto non ha sostituto. Perché è piede sinistro, certo. Dossena secondo me un giocatore un difensore serve, un difensore centrale serve, no? Questo assolutamente è fuori di dubbio. Così come serve, se decidi di giocare a 3 o a 5, che dir si voglia, servono braccetti veri. Non puoi pensare per esempio di usare Zepedro braccetto, perché Zepedro in tutta la sua carriera ha dimostrato, ma l'ha dimostrato anche a Cagliari quando è stato schierato da braccetto, che non è il suo ruolo. Zepedro fa discretamente il centrale destro in una difesa a 4 e bene il ruolo di terzino. Nel Porto è arrivato da difesa a 3 cambia tutto, perché a quel punto servono 6 difensori centrali. Cioè, è difficile la domanda. Io quest'estate a Pisacane, dopo che lo vidi nella prima partita, dopo aver provato la difesa a 4 tutti gli elementi che ho seguito, gli dissi: ti serve un centrale destro, un braccetto destro, e lui fece una risposta arrangiata: abbiamo Zappa, abbiamo Mina, abbiamo Qualessi Giussa. Se punti su quello, allora fai una difesa per quel tipo di difesa. E torniamo al discorso iniziale: qual è il progetto tecnico, dove vogliamo andare? È questo che secondo me in una fase di consolidamento e crescita diventa fondamentale. È vero. Però io dico semplicemente
è una difesa a 3, difesa a 4, sapete benissimo che gli allenatori ti dicono no, ma è sono moduli fluidi. Ma il conversionesimo, guarda, ce ne ho troppi vicino che però effettivamente in difesa manca almeno un uomo di piede sinistro e comunque anche là davanti. Diciamo che il ruolo coperto, la zona coperta dovrebbe essere il centrocampo, perché alla fine sapranno già 1, 2, 3, 4 acquisti servono per una società come il Cagliari per la prossima stagione, non sono pochi. Bisogna capire anche chi sono le uscite, perché non si è parlato ad esempio di Caprile, perché qualora Caprile dovesse andare via devi cercare anche il portiere. Caspita, non sai che non me l'aspettavo questa affermazione. Certo, va via Caprile per il centravanti. In passato è successo, serviva un difensore centrale, è arrivato Pereiro. Esatto. Mai mettere limiti alla provvidenza, Ivan, da questo punto di vista. La porta ne abbiamo visto in passato. Quindi... da quel punto di vista tutto è possibile. Caprile entra, uno esce a centrocampo. È vero che c'è una buona scelta, perché Gaetano Mazzitelli come registi, a dopo De Iola come mezze ali, però insomma servirebbe anche uno o due, non so Liteta, non so che discorsi Pisacane voglia fare su Liteta, che ha lanciato e poi però è sparito dalla circolazione. È chiaro che anche questo è un punto di domanda. Anche a centrocampo un puntello credo che sia necessario. Detto che potrebbe rientrare anche Prati. Ecco, domanda su questo. Quelli che rientrano... Vabbè. Cosa fareste di quelli che rientrano? Prati è incompatibile. Prati, Luvumbo, Kingston... Radunovic, tutta quella bella cricca. Prati credo che sia incompatibile con il progetto tecnico del Cagliari. Una volta che scegli Gaetano, Prati dovrà cercare sistemazione. Luvumbo, che ruolo ha Luvumbo, secondo voi? È un'ala. Esterno. Quindi o giochi 4-3-3 oppure non ti serve? Ha giocato anche a 2 quest'anno a Mallorca eventualmente. Sì, non è il suo ruolo. Non è il suo ruolo, però. Sì, no, è un po' un azzardo. A me non dispiace, perché salta l'uomo. E non è ce ne siano tanti giocatori che hanno questi strappi capaci, però anche lì è tutto da vedere. Kingston può essere una riserva, ci può anche stare come seconda punta. Ci sarebbe anche però sono tanti. Felici, sono tanti. Cioè, adesso se noi andiamo a fare i conti, no? Felici. E Felici che ruolo ha? Sempre esterno. Proprio per quello vi dico, cioè se andiamo a fare un elenco tra quelli che rientrano, quelli che ci sono e quelli che verosimilmente dovranno arrivare, secondo me ce n'è fin troppi. Perché se siamo tutti d'accordo che servono 3 centravanti e 2 ce li hai già, che sono Mendy e Borrelli, devi prendere il titolare. Hai la seconda punta titolare che è Esposito e hai già 2 giocatori che possono giocare al suo posto, che sono Felici e Albarracin, e siamo già a 6. Devi capire chi gioca a destra a quel punto. Ti torna Luvumbo, hai Ratering, siamo a 8 per 3 maglie possibilmente, cioè 3 maglie eventuali, diciamo così. Cioè, secondo me c'è tanta... torna Kingston, 9. Kingston dove lo metti in quel caso? Kingston lo tieni o lo vendi? È già escluso a priori Belotti, chiaramente. Belotti arrivi a 10. Con Belotti arrivi a 10. Però Belotti, secondo me... Hai contato 2 centravanti e uno da prendere. Quello da prendere può essere Belotti, per capirci, no? Ma se Belotti... Il problema... Però, scusate, ragionando, quest'anno il grosso problema del centravanti, secondo voi, qual è stato? Vi dico la mia prima. Che c'erano 4 giocatori in grado di poterlo fare e alla fine non avevi un titolare. Perché per vari motivi, uno era il capitano che si è ritirato e lo perdi, ed è Pavoletti. Uno era Belotti, che doveva essere teoricamente il titolare, anche se è arrivato l'ultimo giorno al posto di Piccoli, e lo hai perso dopo 2 mesi. Neanche, dopo un mese, in realtà.
Uno era il giocatore che teoricamente doveva costruire tutto, che era Kilixoi, e sappiamo come è andata a finire. L'altro, quello che doveva arrivare per ultimo, cioè quello che era arrivare per fare l'esperienza, per fare il vice del centravanti da buttare dentro nei momenti di difficoltà, è quello che ha giocato più di tutti nonostante gli infortuni, che è Borrelli. E ha trovato anche il quinto centravanti, perché a stagione in corso hai pure buttato dentro Mendy in quel ruolo. Quanti gol hanno fatto in tutto? 5 Borrelli, 4 Kilixoi, 2 Mendy e siamo a 11, 2 Belotti e siamo a 13, 1 Pavoletti e siamo a 14. 5 giocatori per fare 14 gol, vuol dire meno di 3 gol. Però Francesco, hai detto bene, hai detto sono morti tutti, fra virgolette, per infortuni. Ora, infatti è per quello che io ti dico. Ha smesso di fare il professionista. Però, ecco questa stagione Pisacane è dovuto andare a trovare il centravanti della primavera per salvarsi. Però se siamo tutti d'accordo sul fatto che questo è stato, tra virgolette, un anno di prova per il Cagliari, cioè nel senso in cui l'allenatore ha fatto la sua esperienza, i giocatori hanno fatto la loro esperienza e via dicendo, se devi metterla a frutto questa esperienza devi cercare di evitare di commettere gli stessi errori che hai commesso questa stagione. Cioè secondo me avere 5 centravanti con tutto quello che è Santa Arrangiati, la grande capacità di andare a pescare in primavera, però secondo me non è una gestione ideale nel reparto offensivo, al di là di infortuni, sfighe e cose varie, no? Francesco, Pavoletti veniva da un intervento chirurgico, era stato messo in conto che sarebbe stato comunque una specie di capitano non giocatore, quindi lo devi togliere. Ma lui non era molto d'accordo però con questa. Però era quella l'idea della società. La società era questa, dai, si vedeva. Dopodiché perdi Belotti, è chiaro che poi i centravanti alla fine erano 2, cioè erano Borrelli e Kilixoi. Sono rimasti loro però 2. Siccome quindi è stato cooptato, ecco. Però l'anno prossimo, ripeto, se si vuole fare un ulteriore step di crescita, secondo me serve avere forse delle idee un po' più chiare. E se tu confermi Belotti, cioè noi ipotizziamo che Belotti venga confermato, io non ho niente contro Belotti, sia chiaro, però il Belotti visto in campo da quando è rientrato dall'infortunio, giustamente e comprensibilmente, ok, ha avuto delle difficoltà a rientrare dopo il primo grande e vero infortunio della sua carriera, arrivato a 32 anni, e sappiamo che quando ti fai male da grande poi è un po' più complicato riprendere la forma ideale. Se tu metti che confermi Belotti, e Belotti teoricamente è il centravanti titolare, se tu ad agosto ti rendi conto che Belotti non è in grado di fare il centravanti titolare, cosa fai? Intervieni, perché se ad agosto e Belotti lo tieni? Vabbè, per forza, se ad agosto e quindi ti ritrovi 4 centravanti di nuovo. Sì, ma Belotti in quel caso diventa se ad agosto Belotti non è in grado di giocare, te lo tieni perché gli hai fatto il contratto, perché altrimenti non te ne accorgi. Appunto, perfetto. Però il discorso è che se tu tieni Belotti comunque ha un certo tipo di stipendio, cioè costa qualcosina, ok? Quindi, se tu mi dici appunto, quindi se tu mi dici se Belotti resta a, non dico a 2 lire, ma non può impattare esageratamente, soprattutto se tu non sei sicuro della sua affidabilità. Cioè, in questo momento secondo me bisogna stare molto attenti anche al tipo di decisioni che vengono prese. Altra cosa, Kingston, cosa fai? Lo tieni? Lo valuti in ritiro e poi lo cedi? Sì, non lo so. Oppure lo cedi subito, considerando che lo hai pagato veramente, adesso mi ricordo se era 20.000 o 25.000 euro, adesso non ricordo la cifra, dovrei andare a recuperare il bilancio, però comunque se lo rivendi a 3-4 milioni il bilancio è molto molto contento per la plusvalenza che realizzi,
no? Su quel tipo di giocatore. Però cosa fai? Cioè, io credo che siano tutti dubbi importanti in questa fase. Però, secondo me, ripeto, il Cagliari non si può permettere di bucare nuovamente il centravanti, perché sono 2 stagioni che sta rischiando, secondo me. Perché l'anno scorso, cioè 2 anni fa, con Piccoli tu non avevi un backup, e se a Piccoli fosse successo quello che è successo a Belotti, chi giocava? Giocava Pavoletti? Giocava Kingston? Giocava Bolzanda alla primavera? Non è che può mettere, un crociato non è che lo puoi prevedere, Francesco. Appunto per quello però devi stare attento. Belotti c'era un margine di rischio perché veniva da stagioni non fortunate, però sembrava la scelta giusta, perché le prime partite... Il senso del mio ragionamento è che accando troppo, accando nuda, nel senso che con Piccoli avevi un centravanti più Pavoletti, l'anno scorso avevi 4 centravanti e alla fine hai dovuto far giocare 5, quindi probabilmente cercare di trovare una via di mezzo potrebbe essere la soluzione giusta. Non lo so, cioè, sì, ma segna soprattutto. Francesco, tu sai meglio di me che i centravanti che segna, a parte che non se ne trovano tanti, non soltanto in Italia ma nel mercato senza dubbio. Cioè, il discorso centravanti è un discorso che devi fare a fine mercato. L'unico rischio che devi prenderti è decidere se puntare o no su Belotti. Ma ripeto, il discorso d'attacco è un discorso che farai a fine stagione, appena parte, a fine calciomercato, appena parte il giro degli attaccanti, che in Italia parte sempre ormai dopo Ferragosto. Perché? Perché ci sono pochi soldi. Se il Cagliari partisse con Vlahovic, così giusto per dire un nome, cioè significa che il Cagliari è entrato in un'altra dimensione, me lo auguro. Però restando con i piedi per terra, la questione centravanti noi vedremo probabilmente tutti quelli che abbiamo detto, col dubbio soltanto su Belotti, a Pontegnegno che si allenano, vedremo probabilmente qualcuno che ha anche mercato e allora lo puoi valutare se cederlo o non cederlo, perché Borrelli di quest'anno con l'infortunio ha fatto un grande campionato considerando l'infortunio. E potrebbe interessare tantissimo a qualche club di Serie B che ha un Palermo di turno, che ha soldi e c'ha la speranza di ripartire. Ripeto, l'attacco diventa secondo me il punto interrogativo enorme per le dinamiche di mercato e per i tanti che c'hai da valutare. Però l'idea iniziale era chiaramente il centravanti è Belotti, il centravanti era Piccoli. Poi anche lì è partito il giro di mercato, che tra l'altro la mattina che è partito il giro di mercato era la seconda puntata di Buongiorno 121 e ce l'ho ospite io. Ma sembra che ormai non parte più, e la sera è successo l'inferno. Perché? Perché ci fu l'infortunio di Lukaku, altrimenti non partiva il giro di attaccanti in Serie A l'anno scorso, lo sappiamo benissimo, soprattutto a quei prezzi. Perché la Fiorentina ha avuto paura che su Piccoli piombasse in Napoli, oppure che Napoli andasse su Kristovic e su Piccoli si buttasse l'Atalanta, per cui è andata lì a chiuso a prezzi che fino al giorno prima ho passato l'estate con delle persone all'interno del CDA della Fiorentina che dicevano noi Piccoli ma non ve li daremo mai quei soldi, e anzi avevano la spocchia di dire ma tanto Piccoli viene lo stesso, prima o poi va lì e vi dice voglio andare comunque alla Fiorentina e mi dovete cedere. Sono dinamiche che dobbiamo vedere sul momento. Il progetto, secondo me, in questa fase, ma lo fa l'Atalanta anche. L'Atalanta, infatti, ha comprato l'attaccante, l'ha comprato nelle ultime 2 settimane di mercato l'anno scorso. È sistemare difesa e centrocampo. Poi, se sei forte economicamente, sei lì e vedi cosa succede in attacco, dove non sei messo malissimo. Io, sinceramente, una scommessa Mendina con Belotti che gioca e Borrelli che di quest'anno me la giocherei e poi magari interverrei a gennaio, ma questa è una mia personalissima valutazione. Ecco. Bisognerà capire cosa farà il Cagliari. Io credo che comunque l'intenzione sia quella di prendere un attaccante che ti garantisca da solo più o meno quello che ha fatto tutto il reparto offensivo quest'anno. Non sarà facile perché sappiamo che in Serie A 60 milioni ci vogliono per uno da 14 gol, 60 milioni. O anche uno da rivalutare.
bisognerà capire, perché chiaramente il discorso è che gli italiani, così come gli attaccanti, costano, perché ce ne sono pochi, certo. E quindi questo è un po' il discorso. Bisognerà capire soprattutto chi resta, chi vuole restare a Cagliari anche l'anno prossimo, chi non vorrà andare magari, perché adesso tutti stanno accostando ogni italiano al Como, non so se avete letto, no? Tutti al Como, Stamattina ho detto Cambiaghi al Como, Esposito al Como, Gaetano al Como, Mancini al Como, tutti al Como, perché il Como ha bisogno di italiani, quindi chiunque sia l'italiano va bene, purché sia accostato al Como, per cui vedremo anche se effettivamente tutto ciò poi avrà dal punto di vista reale una risposta. Ragazzi, direi che possiamo chiudere, cosa dite? Siamo stando a quell'orologio. Se vuoi ti faccio fare una domanda da Luca. Io ho portato la nazione K. Fai una domanda delle tue, Luca, dai. No, vabbè, una domanda delle mie no, No, però io il dubbio... Si è già inibito. Vai. Sì. No, il mio dubbio è, ma secondo voi Belotti rimarrà senza avere la garanzia di titolarità? Beh, no. Sì, no, ma Belotti non è il tipo che dice gioco titolare o non gioca. No, su questo no, penso di potermi esprimere. È un ragazzo veramente a posto, sa benissimo che detta le regole le detta il campo. Quello che diceva Francesco, cioè qua la decisione da prendere è questa: rischiamo di fargli il contratto, portarlo in ritiro e sperare che dia segnali di essere pienamente recuperato, oppure non rischiamo, non rinnoviamo il contratto o ne cerchiamo un altro? Questa è la domanda. E per fortuna non siamo noi che dobbiamo prendere questa decisione. Non mettiamo noi i soldi, perché è vero che Belotti viaggiava sul 1.2 milioni e 3, qualcosa del genere. Probabilmente se ci sarà un accordo sarà sicuramente al ribasso, questo è evidente. Conta anche quello, quanto Belotti e i suoi agenti sono disposti a scendere, no? Se ci sia anche un punto di incontro. Però noi serenamente possiamo stare qui ad aspettare gli sviluppi della situazione. Se volete anche qua in diretta restiamo, facciamo tutta una tirata. La risposta di Belotti, cambiamo anche io vi lascio con Luca nel caso poi no, ma stavo dicendo che in base a quell'orologio che hai alle spalle, Francesco, sono le 10:10, quindi è ancora presto. Quello è il premio Ussi, non è l'orologio, caro Ivan, aspetta. Bello. Ma non è un orologio. È un piatto. È un piatto. Questo è il premio Ussi 2024. Ci aveva azzeccato, Le 10:10. Beh, insomma, questo è. Ti hanno dato un premio Ussi. Che cosa? Ti hanno dato un premio Ussi. Non a me, a 131, poi lo tengo io. Però, sì. No, allora 2024. Allora 2024, sì. È sempre lì. Va bene, ragazzi. Chiudiamo? Che dite? Non per altro. Vai, Giuseppe. Una cosa che non c'entra niente, che non fa ripartire il dibattito. Allora, io vi faccio i complimenti per questa esperienza che avete fatto, per aver portato questa trasmissione. Come ti dissi all'inizio, è tremendo pensare di fare una trasmissione alle 10 perché viene considerato in televisione all'orario della morte, quello che nessuno vuole andare. E invece ritengo che sia stata una bella esperienza da ripetere. È stato molto bello essere vostro ospite. Avete rotto un po' le scatole perché alle 10 si facevano le riunioni, ogni tanto si spostava perché diceva voglio seguire la trasmissione. Vi ringrazio per avermi fatto partecipe di questa trasmissione e vi faccio i complimenti perché secondo me è stata un gran bel colpo giornalistico. Grazie. Va bene, guarda, grazie. Giuseppe, Francesco aveva già deciso di ospitarti per l'estate qua in Sardegna. Bisogno. Ospitarlo qui in Sardegna proprio, ospitarlo qui fisicamente. Allora, ti lascio le chiavi di casa mia. Io mi associo naturalmente, però volevo chiederti, Francesco, che ho visto sulla chat che intervengono i lettori, gli ascoltatori con domande, ma poi gli rispondi? O proprio non...
Vabbè, di base vengono messe cioè quando c'è lo spunto giusto viene. Quello se ne occupa più Luca, va detto. Perché loro fanno domande a me, cioè è difficile rispondere un po' a tutti, però vedo che sono molto partecipi e devo dire molto educati. Sì, perché sicuramente. i tempi che corrono sui social, se tu scrivi oggi il cielo è sereno, ti rispondono: ma che cazzo stai dicendo? Il minimo che ti possa capitare è quello. Anche, si è venduto alle lobby del sole. Alle lobby del sole. Collega il cervello, ti rispondono. Mi sono permesso di dire una piccola stupidaggine, perché non colleghi il cervello prima di scrivere? Vabbè, ho capito, mi sono messo. Invece sicuramente, guarda, i vostri ascoltatori sono molto educati, molto partecipi e molto rispettosi. Bene. La nostra community è sicuramente... A meno che non siano tutti i tuoi parenti, Francesco. Ho tanti parenti, ma non così tanti, per fortuna. Vabbè, però il meglio è Mario 65071. Paone, portaci in Europa. Grande. Ci siamo. Dopo, nel senso che devi pagare, Ivan, cioè devi mettere tu a correre il soldo, in quel senso sta dicendo. Certo. Credo che Mario voglia dire quello, intenda... Mario, fatti i cazzi tuoi allora. Lui era già pronto a organizzarsi col pulmino, andiamo, tanto paga tutto Ivan, quindi invece no, è stato sicuramente un piacere avervi con noi. Ma e quando riprende adesso questa Ambaradan? Beh, allora, in questa formula, esattamente come adesso, dall'estate, da dopo Ferragosto. Adesso vedremo il primo lunedì dopo Ferragosto quale sarà, però si riprende così. Già il 16? Guarda, magari facciamo quello dopo. Allora. Magari facciamo quello dopo. Il 17. C'è un messaggio che deve essere di tua madre, Francesco. Quale? Francesco è un direttore presentissimo. Deve essere tua madre. No, Carlo Di Bella, no, lo conosco. Io l'ho visto crescere. Saluto Carlo, con cui abbiamo tra l'altro poi condiviso anche un bel progetto di giornalismo nella sua scuola a Carboni, al Beccaria, quindi insomma, è stato un altro dei tanti passaggi di 131, quindi grazie ovviamente a Carlo, con cui c'è... Lui è mio amico, non è mio parente, ma è mio amico, effettivamente. Okay. Quindi, insomma, ma senti, ma nonostante quello che hai detto oggi, mi rinviterete in futuro, sì? Beh, certo, assolutamente sì. Vabbè. Se tu vuoi, cioè come Guarda, c'era anche questa Nicola, grazie per la bella puntata. Spero che la nuova stagione si riapra con gli stessi ospiti, quindi più di così. No, però con un tifoso del Livorno faccio fatica. Livorno va bene. Pisa, perché un po' ti fa anche di Piombino, ti fava il Piombino. Anche Luca ti fava Pisa, perché Pisa è la sua seconda città, me lo ricordo. Mia? No, non l'avevo detto così una volta. No. Più Firenze, lui c'è un cuore più Firenze, sì, assolutamente. Assolutamente. Va bene, Ciao, Ivan. Grazie davvero di essere stato con noi oggi. Ciao Ivan, ciao Luca. Grazie. Mi mancheranno le tue domande. Esatto. Mi mandi un WhatsApp. Sappiamo dove abitate. Ogni tanto te le mando. Un WhatsApp. Sappiamo dove abitate. Alla prossima conferenza saremo uno a fianco all'altro. Dai, Ivan, alla prossima un vocale trascritto. Di quelli 7 minuti di vocale, una roba. Esatto. Ti chiedono, Ivan, se poi alla fine sei andato a Ossi, quella volta famosa. Ma che domande fa? Il mio caro amico che pensavo di trovare ha detto no, non ci vado perché fra 3 giorni ho un impegno. Pensa quanto tempo sarebbe servito a riprendersi. Vabbè. Va bene, ragazzi, grazie. Ci vediamo presto. Ciao ragazzi, un abbraccio, buon lavoro. Buona estate. Ciao. Eccoci qua. Very good. Sono rimasti in due.
in 2 più tutti coloro che sono connessi. Sì, Adesso con loro, perché è giusto anche ringraziarli, perché ciò che ha detto Ivan è sicuramente un fatto, ovvero l'educazione. E questo è importante. Vi ringraziamo ovviamente perché ci avete anche accompagnato durante questa stagione. 156 puntate non sono poche, e quindi bello, è stato bello. So che mi mancherà, lo so già, perché ormai era diventata una routine andare a cercare l'ospite, domande, quello e quell'altro, però è giusto anche un po' riposarsi perché l'età avanza inesorabile. attenzione all'ultima puntata. Esatto, ragazzi. C'è la missione, Sì. vedi? Cioè, poi ero io Sì. cattivo, e invece io dal giorno 1 ho visto il lungo, caro mio. Però dopo caro 156 posso dirlo, dai. Dopo 9 mesi Puoi dirlo. Anzi, no, quasi un anno. Che 9? No, 18 agosto, maggio. maggio, sì, 9 mesi. 10 mesi. 10 mesi, dai. 10 mesi. Quindi ci sta. 10 mesi, sì. Assolutamente. Sì. Però ecco, continueremo Bene. a fare periodicamente delle live, perché tanto ci sarà da parlarne, quindi come ha detto bene Francesco, il format Buongiorno 131, così come l'avete visto in questa stagione, ritornerà la prossima, prima della prima giornata, quindi 17 agosto è di lunedì, ho visto adesso, quindi vabbè, quella settimana lì. No, il canale di ricette crollerebbe, perché realmente sono l'antitutto da questo punto di vista. E anche qua arriva la conferma, ma questo l'ho sempre quello detto, che ho sempre detto. No, io ho detto che mangio, non ho mai detto che cucino, non ho mai detto che... continua a confermare tutte le cose che io ho detto quest'anno. È bello, insomma, un'ultima puntata di conferme. Ci sta, esatto, caro Massimo, ci sta, vedi che l'ha appena detto. Ci sta. Va bene, esatto. Va bene. Raga, grazie davvero. E chiaramente io, per qualcuno, se volete, stasera io sono dalle 5 in diretta con l'ultima puntata di Fanta 131, quindi se volete passare a darmi un saluto siete sempre i benvenuti, lo sapete. Quindi esatto. E ovviamente ringraziare Francesco, perché comunque l'idea è nata, io ho dato 2 cosine, ma l'idea generale è stata sua. È stata una bella scommessa, che poi si è tramutata con continuità, è sicuramente un qualcosa non facile, però bello. Sono assolutamente contento, e ancora una volta ci hai visto giusto. Quindi ti faccio i complimenti. Grazie, ma sono io che ringrazio te, che ringrazio. Ci sentiamo 200 volte al giorno, quindi lo so già. Infatti non c'è bisogno di quello, non è che lo sappiamo. Insomma. Anzi, se volete sentire anche voi quelle 300 volte Luca Di Leonardo, mettiamo il numero di telefono, così lo potete disturbare quotidianamente. Sapete cosa? Vi potete abbonare, sostenere comunque il progetto anche d'estate. Vi inseriamo all'interno del canale Telegram, dove il canale Telegram sarà sempre operativo. Ecco, ho trovato il modo. Semplice, operativo. Ogni giorno sentirete il buongiornissimo caffè con la viva voce di Leonardo Di Luca. Cos'è questo? Ah sì, devo fare... Okay. Mi sono dato una sveglia. Perché ho la sveglia? È mezzogiorno. Vedi, oggi ora mi sono ricordato. Mancano 10 secondi alle 2 orette. Quindi ringraziamo l'ultima diretta. Ma ci sta. Ovviamente ringraziamo anche tutti gli utenti della presenza, abbonati, non abbonati, critici, non critici, ci sta tutto. Però, come ha detto bene Ivan, l'educazione è stata la base di questa chat, che non era così sicuro, non era così ovvio. E quindi grazie davvero, non cambiate, mi raccomando, non cambiate. Ci sta la critica, ma l'educazione è sempre la base di tutto. Ok? Questa è proprio l'ultima frase da cinquantenne. E ringraziamo chiaramente tutti i nostri sponsor che credono in noi. La speranza è di aumentare anche il numero di aziende che credono nel nostro progetto, perché ovviamente sapete benissimo che è la nostra linfa per dare sempre di più, offrire sempre più servizi, perché ovviamente non ci accontentiamo di questo, ma ci sono anche altre idee che poi
Francesco dirà via via. Va bene? A te la parola, direttore. No, cosa devo dire? No, davvero, ringrazio tutti voi, tutti coloro che ci hanno seguito durante tutto l'anno, durante tutta e soprattutto, infatti adesso bisogna fare il passaggio con gli americani sicuramente, perché certo. ringraziamo anche, ovviamente, mica se lo dice come battuta, ma c'era qualcuno che ci crede davvero, ci credeva davvero. Come no? Sì. Gente che avrebbe dovuto essere contattata dai nostri legali, ma noi siamo delle persone magnanime, insomma, lasciamo passare le calunnie in questo modo, ma dicevo, no, grazie per tutta la stagione, di fatto per tutte le rubriche, cioè Buongiorno 131 è stato un po' il collante di quella che è stata l'intera programmazione della testata. Quest'anno non abbiamo, cioè, o meglio, abbiamo rinunciato ad alcune rubriche, ma abbiamo poi convertito un po' anche determinati bisogni all'interno di Buongiorno 131. Penso al calcio di Serie D dell'eccellenza o di promozione, che comunque insomma ha trovato spazio non magari in una rubrica dedicata, ma all'interno della programmazione di Buongiorno 131. Del basket, lo stesso, quest'anno non c'era una rubrica, ma penso che ne abbiamo parlato abbastanza. Abbiamo provato a parlare anche un po' di altro, no? Di tennis, raramente di pallavolo, e questo sicuramente è un aspetto da migliorare anche per il prossimo anno, però vi dico, noi stiamo già lavorando in vista della prossima stagione, potrebbero esserci delle novità importanti e interessanti a già stretto giro di posta. Possiamo dire così, la stagione in sé per sé rinizierà in maniera ufficiale, diciamo così, il nuovo palinsesto inizierà con il ritiro del Cagliari, ma già dalla parte asseminese, quindi non soltanto direttamente da Temu, ma anche dal primo giorno di ritiro qui ad Asseminello, cosiddetto, ad Assemina, San Ruina. Ma ci sarà ovviamente spazio per 131 Market, che è un po' la rubrica quella estiva in cui appunto si parla di calciomercato. Cercheremo magari anche di dare un po' di costanza alla rubrica, ovviamente anche in base a quelle che poi saranno le notizie e altro, e poi per il programma mattutino durante l'estate vediamo, stiamo cercando di capire un po' di cose anche importanti a livello strutturale, come l'ingresso di nuovi collaboratori, nuovi spazi, nuove cose. Quindi insomma sarà un'estate interessante, ma al momento non possiamo svelarvi niente perché effettivamente non abbiamo dettagli neanche noi, un po' come per il Cagliari, va lo stesso anche per noi. E nulla, quindi questo un po'. Restate come sempre connessi. Se ci volete sostenere, appunto il metodo degli abbonamenti è per noi vitale, perché comunque ci aiuta a sostenerci, a cercare di alzare sempre più quella che è la qualità del nostro progetto. È chiaro che serve tanta fatica, serve tanta pazienza anche da parte vostra. In questo momento abbiamo 56 abbonati, ne abbiamo avuto molti di più durante l'anno, cioè nel senso che il range è un po' aumentato, un po' diminuito, c'è chi si è abbonato e poi non ha rinnovato, ma ci sono anche tanti che dall'abbonamento più economico hanno fatto poi l'upgrade, sì, ad abbonamenti più onerosi. E quindi se voi ci aiutate, ecco, noi da quel punto di vista cerchiamo sempre di garantire un servizio il migliore possibile, sempre con l'idea di crescere,
cioè noi crediamo tanto nel percorso di crescita, che non è facile, perché non è facile chiaramente di questi tempi, perché le spese sono tante per gli utenti e anche per noi, però ecco, stiamo facendo un po' i salti mortali per continuare a garantire quella che è la nostra offerta. Per rispondere a Giovanni che dice come ci si abbona, vai sul nostro canale YouTube e da lì c'è abbonati e ci sono le varie opzioni. Ringraziamo anche il Sassarese Medio che ci ha scritto prima un gran bel commento, e quindi grazie ragazzi del Sassarese Medio, è un piacere anche poi collaborare, crediamo tanto nel valore della collaborazione anche con altre testate o con altre realtà direttamente, come per esempio per il 20 giugno quando ci saranno gli Oscar di 131 e gli Oscar dello sport sardo con 131 e Sarda Sport, e anche quello dimostra la nostra volontà di fare rete, di collaborare con le varie realtà del territorio. Non è facile, perché comunque in Sardegna è difficile fare tutto, però se non ci provi sicuramente non arrivi da nessuna parte, ecco. Quindi quello è sicuramente certo. Noi non ci arrendiamo mai, siamo abbastanza fastidiosi in tutto, e quindi anche su questo cerchiamo sempre di fare il massimo. E quindi niente, con Buongiorno 131 ci ritroviamo, se Dio vuole, ad agosto, dopo Ferragosto, ma tanto vi terremo informati. Ma che 125, i grandi amici di 125 su Twitter, che sono i nostri non competitor, ma amici, dove possiamo venire a trovarvi? Beh, sicuramente a Ponte di Legno, perché a Ponte di Legno ci saremo. Stiamo ovviamente ancora nella fase preliminare, però insomma l'impegno di esserci c'è, e quindi cercheremo di essere lì a vostra disposizione anche per un caffè, per un commento in diretta, per un saluto, insomma. Ma non è che ci fermiamo, perché non è che ci fermiamo, sia chiaro, cioè l'attività prosegue senza sosta, quindi con tutto quello che poi sarà il mercato, tutti gli aggiornamenti sul fronte Cagliari, Torres, Dinamo e tutto il resto dello sport sardo li troverete comunque sempre sul nostro sito e sui nostri social, e poi ripeto ci sarà modo di continuare a riprendere con le dirette. Con le dirette magari rallentiamo un attimo in questi giorni, perché saranno giorni abbastanza caldi, però siamo sempre pronti, cioè non vi liberate di noi sicuramente in questo così facilmente. Va bene, penso di aver detto tutto, quindi ringraziamo chi ci ha seguito, chi ci seguirà, work in progress, ringraziamo gli sponsor, appunto i nostri sponsor, i nostri partner che continuano ad aiutarci. Sognavo un buongiorno 131 dal Poetto con LDL che sfoggiava il fisicaccio. Non mettere limiti alla provvidenza, caro Bizio, perché fisicaccio o meno, magari lo lanciamo Luca Di Leonardo col deltaplano dalla Sella del Diavolo, così giusto per fare poi un atterraggio alle Palmette, così la zona prima fermata, tutto bello comodo. No, scherzi a parte, vediamo, ci stiamo lavorando anche su quello, cioè proveremo a capire come fare, ma l'obiettivo per la prossima stagione, ripeto, è continuare a crescere, continuare a offrire contenuti nuovi, sempre un po' con il nostro taglio, come avete visto è sia serio che scanzonato, per così dire, per non usare parolacce, e quindi insomma così va. Ci vediamo presto. Va bene, ciao ragazzi, andiamo con sigla. Buona estate a buona tutti. fine di primavera in realtà, prima, vabbè, però. E poi buona estate. Ci sta. Ciao. Adios. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire.
Dinicri Sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno. Ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna voce è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.